Dai, mancano pochi minuti, quindi sigla. Andiamo a parlarne insieme. Oh, che sta succedendo? Niente. Ogni tanto mi vedrete distratto in questa zona perché sono tutti i portatili e le cose. Se laggo non è colpa mia, diciamolo subito. Però insomma, fatemi sapere che è tutto a posto, che mi sentite, eccetera, eccetera. Allora, questa partita ne parleremo, ci sono parecchi temi, uno su tutti secondo me Raspadori e il suo ruolo, ne abbiamo già cominciato a parlare. Comunque è una live che si dovrebbe... Attenzione Gnonto, niente. Ma tira, comunque anche Gnonto, Gnonto o come lo vogliamo chiamare, comunque 19 anni, boh, al di là del fatto che sia piccolino, sia compatto, sia tecnico, gli manca la fisicità, 19 anni, e qua mi ricollego, vi sviluppo un pochino tutti quelli che saranno i temi di oggi. Una novità sulla maglia di cui poi parlerò anche in un video dettagliato, perché mi sembra importante. Scusate, Biraghi. Ok, novità sulla maglia, il ruolo di Raspadori, Kvara, perché poi chi mi segue su Twitter, su X oppure su Instagram ha già visto, e vabbè, Nathan che deve imparare l'italiano, insomma è tutta una serie di cose, e Frattesi che ho preso al Fantacalcio ma che attualmente non è titolare nell'Inter. Anche questo diventerà un tema perché Frattesi, cioè l'Inter abbiamo detto sono indeboliti, panchina, attenzione al colpo di testa alto, chi era Locatelli? Di Lorenzo che ha spento di meno nel secondo tempo, ma perché quest'Italia secondo me già molto meglio, cominciamo a dire subito le cose come sta, già molto meglio, sprazzi di gioco riconoscibile, un po' affolate, ma credo sia una cosa normale per una nazionale che... In generale per una nazionale, le nazionali vanno affollate, è difficile che hanno un gioco codificato come le squadre di club che possono lavorare tutti i giorni. Però già un po' meglio, certi equilibri un pochino meglio. Attenzione, Zaniolo è uscito, quindi questo deve essere per forza. Arriva il tir, Gherico, niente, ha detto l'arbitro, niente. Gnonto però ancora in possesso di palla, il cross... Quasi autogol. Spalletti si dispera. Vi parlavo di... ma chi stavo pallone l'ha pigliato o no? Perché... non lo so. Le folate, e poi questo per quanto riguarda la fase offensiva. La fase difensiva è ancora da registrare. Mi sa che si muovono ognuno per mettere una pezza. Abbiamo visto parecchie sbavature in fase difensiva, la linea non perfetta, ognuno rompeva la linea, rompete le righe un pochino per iniziativa personale, e qualche cosina l'abbiamo sofferta, ma attenzione, ancora ci sono 3 minuti di recupero, sicuramente già finita a voi, potete anche venirmelo a dire. Nel frattempo vi saluto, vi abbraccio, lasciate like perché questa, essendo una live improvvisa, non Napoli, sicuramente ci sarà gente nuova che potete benvenutare sul canale, e noi i numeri, vediamo che numeri riusciamo, se riusciamo a fare un record di like. Un 500 io sto bene, ma è difficile. Vorrei dire una cosa, speravo di morire prima, ecco, una sul Raspa, ha fatto una bella partita, a mio parere se gliel'avessero passata di più staremmo minimo 4-1,
ma invece si ostinano a non passarla, almeno questo ho visto. Ha avuto tante occasioni Raspa, alcune volte ha fatto fatica a trovare la porta, un paio di tiri alti, altre è intervenuto. Su Raspadori, ragazzi, io cito il mio amico nonché ex cantante tributo Vasco Rossi, che è Antonio Cicco. Antonio Cicco, ne stavamo parlando di calcio in generale. Lui mi dice una cosa, e io l'ho riportato anche a Canale 8 da Silvermele: Raspadori è Lautaro Martinez, è proprio lui. Ovviamente puliamo la dichiarazione e spieghiamo che come caratteristiche, come modo di intendere la figura dell'attaccante, prima punta o seconda punta, perché Lautaro fa tutte e due le cose e Raspadori lo può fare, probabilmente meno abitudine al colpo di testa, lo vediamo meno saltare di testa e forse ha meno elevazione, però forse con i due piedi un poco meglio. Poi per il resto fa dei movimenti simili, c'è stato un movimento su quel passaggio di Zaniolo dove c'è stata una buona parata. Raspadori si sente numero 9, si sente attaccante e secondo me lo è. Il paragone con Lautaro per caratteristiche secondo me calza a pennello, ma ne andremo a parlare. È finito. Spalletti che segue. No, senza nessun problema. Va bene, fatemi togliere questa roba così evitiamo lag e cose varie. Ciao Mattatore, ciao Stream Elements, buonasera Giuseppe, Serena. Volume un filino basso, ho parlato tutto questo tempo col volume un filino basso? Fatemi sapere se non va giusto, Ottima partita di Jack, dice Vincenzo. Aniello, ottimo Raspadori stasera. Giuseppe, ho visto sotto un post in Instagram tutti i tifosi delle altre squadre a dire che ha fatto una brutta partita perché si è mangiato un paio di gol. Sempre ci stiamo riferendo a Raspadori. Buonasera Flavio, grazie per i like. Angela, buonasera, buon pomeriggio. Alfo, in altri tempi passati finiva 4-0. Gran partita di Di Lorenzo, gli esterni alti pure molto bene, forse Barella il più sottotono, primo tempo mi sono piaciuti, troppo spreconi, esatto, e che sotto questo punto di vista è un'Italia che assomiglia al nostro Napoli per questa attitudine all'attacco, comunque molto possesso palla, teniamo presente sempre l'avversario, ma questa storia ma l'hai fatto contro l'Ucraina, non vale più, perché anche contro la Macedonia potevi dovevi farlo e potevi doverlo fare con le squadre piccole. Non esiste più questa cosa, ce la dobbiamo togliere dalla testa. Tutte le squadre ad un certo livello sono difficili da affrontare se non le affronti bene. Roberto, ben trovato. Si torna a guardare si torna a guardare Luciano. È chiaro che Luciano ti incuriosisce, noi abbiamo comunque un debole per il mister che ci ha portato lo scudetto dopo 33 anni, non c'è dubbio. Poi tu vedi Luciano in panchina, vedi Di Lorenzo che scatta sulla fascia, la mette in mezzo, la prende Raspadori, uno scambio e il tiro, e ti dici che sto guardando? Sto guardando gli azzurri, gli azzurri proprio. Sono azzurri. Gnondo, detto anche Arnold, ho provato a metterne due ma niente, e va a finire che l'hai tolto, giusta. Tu invece dici noiosa la nazionale come sempre. Io ho visto che molto spesso scagavano Di Lorenzo che si è vero Giuseppe, non c'è quell'intesa che c'è con Politano, che anche ad occhi chiusi sa dove il capitano andrà a tagliare, se internamente, esternamente, così. Zaniolo, che secondo me ha fatto anche una buona partita, tentando molto la giocata, un po' una partita bernardesca, se vogliamo parlarne, però con buoni spunti. È uno di quelli che ha più individualità, che prova a risolverla lui, che alle volte si incaponisce un po' troppo e non ha. Ecco perché io parlo di azioni estemporanee con l'Italia, di folate, perché non ci sono ancora quei meccanismi e non so nemmeno se ci saranno mai, nonostante Spalletti, perché c'è bisogno del lavoro costante, non è facile. Pino, un abbraccio, ciao Alessandro, tutto più bello senza Immobile che gioca col pallone quadrato. E come manovra meglio Raspadori, secondo me. Gianni, un saluto a tutti gli amici bellissimi da Calgary, forza azzurri.
il merch niente niente, Luigi, lo so, però capito, poi mi rendo conto, comunque gioca nel Leeds, gioca in Inghilterra, è giovanissimo, non lo so quanto si cresca fisicamente a 19 anni, sicuramente si può fare qualcosina, non so se cresce in altezza, può sicuramente, però secondo me come muscolatura è messo bene, poi è una sorta di Insigne, una sorta di Orsolini, cioè sono quei giocatori che sì, li metti a piede invertito, ti possono creare lo spunto, c'ha qualche dribbling, qualche cosa, però calcio moderno vuole anche qualcosa di diverso, e non mi fa impazzire. Contemporaneamente io non è che me la posso prendere con un 19enne, e qua ritorniamo al discorso di Kvara di poco prima, ma ne parleremo. Vedi? Ci stavano facendo gol per colpa sua, esatto. Mi sembrano un poco molli in nazionale, si sono dati da fare Zaniolo, Jack e Di Lorenzo, il resto come Di Marco pensavano alle loro squadre. Questo pure potrebbe essere un tema. Scusate ragazzi, comincia a fare caldo qua perché io devo avere le luci e fa caldo, quindi se sentite dei rumori non fa niente. Non lo so, io penso che quando comunque la palla rotola tu ci pensi alla nazionale, poi magari verso il finale della partita ti puoi gestire un pochino, però loro ci tengono tantissimo, non possono fare brutta figura nella loro nazionale. Un altro tema è Elmas, che ha segnato un altro gol. Un altro tema è Holland, che ha segnato un altro gol. Holland ha segnato il 25esimo gol in 26 partite. E scusate se è poco, è andato in cielo, la schiacciata di testa. Buonasera. Ciao Emiliano, non si segna, peccato per Raspadori perché segnare avrebbe dato fiducia, stasera è una grandissima occasione. Angela mi sente bene. Meglio pizza a casa per quanto riguarda la nazionale. Ho potuto vedere solo gli ultimi 10 minuti, un po' in affanno, ma mi sembra di vedere un po' più Spalletti, o mi sbaglio. Giulio, io credo che hai ragione, cioè hai visto gli ultimi minuti, forse negli ultimi minuti c'è un po' più di confusione finale, sai, stai comunque sul 2-1, non devi rischiare di buttare all'aria tutto quello che hai fatto, però si sono viste un pochino più di trame, si è visto un pochino più il voler giocare a calcio da protagonisti, da attaccanti. Dal mio punto di vista, Gnonto ha la capacità di rendersi sempre pericoloso. C'è l'intervista di Luciano in diretta e mi dovete dire voi le parole di Luciano, che però ovviamente se poi diventa troppo filosofeggiante, ma questa volta non è colpa sua, cioè forse neanche con le cose, con le conferenze col Napoli, ma le interviste alla nazionale sono ancora peggio, perché chi fa l'intervista alla nazionale è proprio spalmato nei complimenti, parlaci delle tue emozioni, parlaci di cosa provi, della maglia, quanto è bella l'Italia, la patria. Veramente zero roba tattica. Se Luciano ne vuole parlare, ne parlerà di sua spontanea volontà. Valeria, buonasera. Professoreggia, fatemi sapere che cosa ha detto. Radiate la Juve. Pogba, è chiaro, ne dobbiamo parlare. Pogba è un altro tema. È un altro tema sicuramente. Ma loro non hanno colpe. Anzi, probabilmente sì, ma sono contenti. Ne parleremo ovviamente. Buonasera Emanuele. Non sottovalutare l'Ucraina che, oltre ad avere buoni elementi, vedi Mudryk, esatto, c'è stato un affondo di Mudryk, di Lorenzo che è rimasto in piedi molto bene, dimostra l'orgoglio di coloro che rappresentano un popolo lacerato dal dolore, e non c'è dubbio che danno sempre qualcosa in più per tutto quello che succede nel loro paese. Zinchenko utilizzato a centrocampo non è male, questa punta che ci ha segnato comunque fa reparto anche da solo, non è una cattiva squadra, però non stiamo parlando anche di differenze abbastanza notevoli. 120 partecipanti e nemmeno 40 like, 153 in questo momento, mi dice 155, vediamo di aggiustare questa cosa, arriviamo a 100 like velocemente, dai. Arriviamo a 100 like velocemente. Fabio Versatile che non sapeva della live, siamo proprio alla frutta. Il seriale ovviamente non ce la faceva più per la nazionale. Vedendo giocare Scalvini e Orsolini
di cui si parlava molto in ottica, come li hai visti? Allora, di Scalvini mi è arrivato anche un messaggio di un amico Bellino in privato. A me ha impressionato, considerando che anche lui tiene 19 anni. Se tu devi investire sul futuro, Nathan magari lo diventerà. Lo speriamo tutti che si prenderà la scena e diventerà il nuovo 20enne, 21enne, 22enne che esplode subito e che è già titolare con personalità. Scalvini aveva già fatto tanta Serie A, però non so nemmeno quanto era prendibile, nel senso che l'Atalanta non viene a farti sconti a te, devi dare un ingaggio al ragazzo importante, secondo me già, perché è un nazionale italiano, è uno che difesa, ma lo puoi mettere anche a centrocampo. A me è piaciuto Scalvini. Poi non lo so se si poteva prendere, come non si poteva prendere probabilmente neanche Cop Miners. Per quanto riguarda Orsolini, non mi cambia nulla Orsolini rispetto a un Politano. Secondo me sono assimilabili, uguali. Nel Bologna magari sei un po' più protagonista, nel Napoli saresti un comprimario come gli altri, quindi Orsolini non mi cambiava la vita. Allora, volano tutti i messaggi. Scalvini e Frattesi. Scalvini ne abbiamo appena parlato, Frattesi molto molto bene, è uno di quelli che quando vede la porta vede rosso, tira in porta senza fronzoli, senza problemi. C'ha quella propensione a riempire l'aria. Avete notato che è stato spostato Frattesi a destra e Barella dirottato un po' a sinistra, però come Spalletti ci ha sempre insegnato, questo triangolo dei centrocampisti si deve alternare, tant'è vero che poi Frattesi il primo gol lo fa da spostato, insomma stava un po' più sulla sinistra. C'è una pellecchia del difensore dell'Ucraina, non c'era nemmeno tutto questo pressing da parte di Zaccagni, però Zaccagni stava lì a recuperare quel pallone, Frattesi subito spara e segna il gol. L'altro gol, tiro di Zaniolo che colpisce Frattesi. Vedete come Frattesi era proprio in zona Raspadori, perché lui tende a riempire l'aria, segna, e tanta corsa e tanta quantità anche, quindi è un di più, non è un clone di Barella, possono giocare tranquillamente insieme. Barella forse non benissimo, ma questo è una lettera d'amore per Inzaghi, che può tranquillamente utilizzare questa situazione e tenerli anche tutti e due in campo, magari senza Mkhitaryan, con Calhanoglu, Cala Merlino, proprio un bel centrocampo. Non so quanto si siano indeboliti onestamente quelli dell'Inter, ma andiamo a vedere. Se il tridente di oggi lo mettessimo dietro Retegui con un centrocampo a due, per avere la punta e avere Raspadori sotto punta, è sicuramente un'idea che può funzionare. Secondo me Raspadori deve stare là in mezzo, se lo metti sulle fasce è un po' più sacrificato. Lo può fare benissimo, però se mi sono convinto di questa cosa di Lautaro Martinez, voi Lautaro lo mettereste sulla fascia? Onestamente no. Se cominciamo a raccontare Raspadori come Lautaro, io lo metto o prima punto o seconda punta, insomma intorno alla punta, in zona centrale, pronto a tirare, perché poi vedete che fa i movimenti, accompagna l'azione della squadra, viene incontro, insomma non è Osimhen, non è Holland, ma è un altro tipo di attaccante. Zaniolo grande partita, dice Francesco. Ciao amici bellini, sono in piena asta, passo giusto per un saluto. Vai Daniele, in bocca al lupo. La palla corre poco, ma Spalletti si vede in questa squadra. Grande partita di Raspa. Speriamo che Retegui non faccia il fenomeno sabato sera. Tutti speravamo, Aniello, che perché adesso hai fatto stancare Raspadori e Retegui niente, quella cosa. Adesso Spalletti darà una mano al Napoli perché è tifoso del Napoli. Quando vai? Di Lorenzo, ve lo dissi subito, Di Lorenzo le gioca tutte fino alla fine dei tempi. E per quanto riguarda Raspadori, bene che abbia giocato, perché secondo me in questa fase del campionato mettono minuti, entrano in forma. Parliamo di Elmas che con Napoli gioca spezzettini di partita, e Nazionale oggi ha segnato un altro grandissimo gol. Elmas. E anche lì dobbiamo ragionare sul fatto che è giovane, ha grandissima già esperienza internazionale tra la sua nazionale, le coppe che ha fatto con il Napoli, è giovane,
ma c'ha tantissima qualità, tanti gol nelle gambe, lo puoi mettere dove vuoi e secondo me deve trovare un po' di spazio in questo Napoli, a destra, a centrocampo, dietro la punta, a sinistra, dove volete voi, ma deve trovare un po' di spazio Elmas, altrimenti non me lo spiego. Ho detto si arriva spesso in fondo ma non si tira ed è un peccato. Ecco cosa ha detto, anche un po' seccato Spalletti. Col Genoa Elmas tutta la vita, abbiamo un bel Peperino e lo mettiamo al posto di Politano. Tra l'altro Politano infortunato, questo è quando io vi faccio lo short e vi dico dell'infortunio di Politano. Dispiace ovviamente, sempre meglio avere abbondanza, ma adesso Garcia ci deve dimostrare come la pensa, perché abbiamo la possibilità Raspadori, la possibilità Elmas, la possibilità Lindstrom da mettere lì. Ora stiamo vedendo, c'è anche l'idea di capire chi viene dalle nazionali, come torna, perché qualcuno potrebbe essere affaticato, perché Lindstrom ha fatto 2 partite, tutte a sinistra, ricordiamolo, però si muove molto sul fronte d'attacco. Elmas altre 2 partite, Raspadori ha fatto questa qui più i minuti di quell'altra che abbiamo pareggiato con la Macedonia. Quindi dobbiamo vedere anche a livello di minutaggio come la pensa Garcia. Non sarà una decisione definitiva, non dobbiamo vederla. Quando non c'è Politano ha scelto così. Anche questa volta ci sono delle variabili da considerare che Garcia deve considerare. Vediamo cosa succede. Orsolini poco e male, Vero amareggiato, Pogba, sto molto indietro con i messaggi, Pog chi? Fa caldo, si muore. Oggi sono andato a giocare a pallone e pensavo, perché ha piovuto tutta la giornata di ieri, oggi pensavo la frescura e invece no, ho preso il sole in faccia, in testa e sto ancora un po' accaldato, le luci non aiutano, si muore di caldo. Dopo tanto tempo mi sono divertito a guardare la nazionale. Umbertigno, nel calcio lamentate i mancini sono adattati a terzini sinistri perché scarseggiano, per questi sono scarsi nel difendere. Questa è una considerazione che spesso ho pensato anche io, sai, ce ne sono pochi e quelli che ci sono ti conviene sfruttarli sulle fasce. E il viola canadese che ci fa vedere una punizione del Dios. Un abbraccio al bomber del Queens. Grazie mille Gabe, ti abbraccio forte. Allora, non mi voglio perdere nessun messaggio, ragazzi, ci sono anche nomi nuovi e mi fa piacere perché quando non gioca il Napoli siamo di meno e quindi possiamo leggere tutto. Buonasera a tutti. Dal mio punto di vista, con 50 controlli e non orientati verso la porta, Gnonto ha dimostrato che non può fare il calciatore. Luigi Piano non può fare il calciatore, lo può fare perché lo sta facendo, lo fa meglio di tantissimi altri. 19 anni, non possiamo bollare un ragazzo già a 19 anni, non può fare il calciatore. Gioca nel Leeds United, gioca in Inghilterra, ci sono tanta gente che in Inghilterra non può permettersi nemmeno di prendere l'aereo per atterrare. Calma, anche a me non fa impazzire, non lo comprerei né al mio fantacalcio né per il Napoli mai. Però non può fare il calciatore, è una frase che non si dice perché lui lo può fare, io non lo posso fare, che tenga parte. Lui lo può fare, lo fa e lo sta dimostrando. E se prima potevamo pensare ok, questa è una fissazione di Mancini, seppure Spalletti che può fare tabula rasa e può ricominciare con quelli che vuole lui, comunque lo convoca e comunque lo fa giocare, qualche cosa questo ragazzo in allenamento lo farà vedere. Non possono essere pazzi, c'è comunque la loro testa in gioco, gli allenatori che comunque lo convocano e lo fanno giocare. Non esageriamo, non è proprio il modo in cui parliamo noi qua. Bel favore gli ha fatto Pogba alla Juve, li alleggerisce mica poco dell'ingaggio e se citano Berdani recuperano pure qualcosa. I maligni parleranno di caso alla Schwarzer, non lo so il caso Schwarzer di cui parla, spiegamelo, io te lo commento, non so di cosa parli, però ovviamente tutti quando si sono resi conto della cosa hanno parlato di possibilità a questo punto di perché la società non è mai direttamente responsabile quando questi fanno uso di pomate a livello privato e non possono controllare. Poi ovviamente
qua devi sempre prendere con le molle. È chiaro che tutto quello che tu assumi dovresti sempre farlo con il medico sociale, sempre in contatto con loro, però quelli possono dire se mi sono poche pomate di più. Ovviamente al momento con la sospensione la Juve come cavillo proprio giuridico, tecnico, lo può fare, può decidere, già lo poteva fare prima probabilmente, per i reiterati infortuni. È un ingaggio che pesa sulla società in maniera incredibile, e potrebbero poi, anche per liberarsi di questa, anche come danno d'immagine, perché poi ragazzi, ma sempre a loro c'è sempre qualcosa che riguarda loro che comunque crea polemiche ed è poco pulita, eccetera eccetera. Quindi qualcuno ha malignato e ha detto è stato aggiunto lì stesso che gli ha messo più pomata di così per farlo poi così si liberano dell'ingaggio. Tanto è un giocatore che oramai è praticamente finito, perché quando entra ti fa anche l'assist decisivo, quindi uno dice non ha giocato con l'Udinese, però ha giocato contro il Bologna, e contro il Bologna fa l'assist decisivo che non fa perdere la Juve, altrimenti staremo parlando di tutta altra roba. Però subito affaticamento, subito poi non può giocare la prossima, e quindi è proprio un giocatore che è solo un danno per te, è solo un danno, e quindi tutti hanno pensato l'hanno fatto a posto, così si possono liberare del contratto e uscirne puliti. Allora, appena ho preso Frattesi al Fanta fa la doppietta in nazionale, sono troppo forte. Comunque Spalletti è proprio bravo, questa nazionale è piena di promesse, lui potrebbe farla diventare una certezza, bisogna dare tempo di lavorare, come a Garcia anche a Spalletti, ragazzi, e forse a Spalletti anche di più, perché Spalletti avrà meno tempo a disposizione per trovare i suoi meccanismi. Se ripenso alla nazionale dei mondiali, quella di oggi è aria. In Italia sui vivai si lavora poco e siamo carenti di giocatori, e questo non c'è dubbio, il paragone è impietoso. Ci hanno provato a dare la colpa al nostro capitano sul gol loro, poi si sono resi conto di aver sbagliato quando era Di Marco, come avevano detto che era Di Lorenzo. Proprio disonestissimi, non c'era dubbio. Col Genoa, pensi ad Elmas titolare sulla destra, visto il grande stato di forma, e magari un Nathan che forse ha avuto il tempo di essere inserito? Secondo me Elmas si gioca le sue chance. Vi ripeto, Giuseppe, ti ripeto quello che ho detto prima, che dipenderà da come tornano, come li vedono di ritorno dalle nazionali. Secondo me Elmas tutta la vita, vediamo, perché poi se Garcia mette Lindstrom subito a freddo, non è che Lindstrom ha imparato l'italiana cioè, capito? Quindi il discorso di Nathan che studia l'italiano, che sta studiando e che non parla bene la lingua, si perde un pochino nella scusa più bieca. Sì, Nathan ha giocato, ha avuto un po' di tempo di ragionare, però senza Rachmani e senza Ostigard, quindi che tipi di automatismi si sono studiati con Juan Jesus diventa difficile, quindi anche Juan Jesus è rimasto a casa a lavorare, e quindi se sta bene Juan Jesus io continuo a pensare che dovrebbe partire Rachmani con Juan Jesus. Tra l'altro Rachmani, altro tema, la partita del Kosovo interrotta per non si dice. Grandissimo Di Lorenzo, grandissimo Draspa, pure senza gol ha toccato più palle di Immobile a Euro 2020. Buonasera Valeria, in Italia abbiamo un problema enorme con i giovani, non è normale che uno come Di Lorenzo sia arrivato sui migliori palcoscenici un po' troppo tardi, cosa ne pensi? Ma ha dovuto fare anche lui una crescita, poi non lo so se Di Lorenzo era già così forte e performante quando ero giovane. Alcuni giocatori maturano più tardi e su questo non c'è dubbio. Il Viola, allora devo recuperare gli ultimi messaggi, ragazzi, dai, perché sto troppo in ritardo e sto troppo lento. Pensavo fosse di meno, ci fosse meno gente, invece no, siete fortissimi anche di martedì, pazzesco. E quindi oggi Biraghi meglio di Di Marco. Sì, vabbè, Biraghi entra che era il 58esimo, ma pure discreta spinta. Poi il finalissimo non l'ho visto perché mi stavo già organizzando con le cose, però questo è uno spunto che lascio anche alla chat. Lasciamolo alla chat. Secondo voi ha ragione Gabe? Biraghi meglio di Di Marco forse un po' meno performante del solito. Rudy, secondo lei Nathan può giocare col dizionario in tasca? Queste sono le conferenze che ci piacciono. Sono d'accordo, Jesus e Rachmani se ne devono andare, non possono essere, se ne devono andare tutte e due, non possono essere titolari
Rachmani si è valutato grazie a Kim che era un falco. E sai come ti rispondo, amico? Calma e relax. Ti rispondo col tuo nome. Calma e relax su Rachmani. Calma e relax. Non è possibile che tutto si reggeva su Kim, ragazzi. Rachmani ha fatto un'ottima stagione. E non è solamente per la presenza di Kim. Rachmani è stato in crescita dal suo arrivo un po' incerto, ha imparato bene i meccanismi del 4-4-2, ricordiamo che giocava a 3 nel Verona, però gioca a 2 nel Kosovo, quindi non c'è problema. Il problema della difesa a 3 difesa a 2 secondo me è un falso problema. Sempre molto pulito, sempre molto performante, concentrato. Con Kim si integravano alla grande perché si distribuivano la partenza dal basso come impostazione, metteva una pezza Kim dove poteva arrivarci e dove non ha la corsa sul lungo sicuramente Rachmani. Però seppure sono d'accordo poi con chi, io non l'ho detto, io non l'ho detto che Jesus e Rachmani se ne devono andare, io ho detto che partono loro titolari. Quindi forse o stai rispondendo a qualcuno che ha fatto un messaggio che ha detto così, che non possono essere titolari, e se non sono titolari Jesus e Rachmani devono diventare titolari Nathan e Ostigard, il che può essere una cosa che in futuro funzionerà, ma la vedo dura all'inizio. 667 passaggi riusciti, 90% di precisione nei passaggi, segnali di spallettismo. Non ho però sotto mano, Felipe, i numeri di Mancini, può essere pure che si faceva anche tutto questo, però adesso siamo un po' più attenti. Allora ha perso di qualità perché Jesus che è una pippa, niente, non ce la faccio, cioè tu ti chiami calma e relax e invece sei tranciante, ma Jesus è una pippa, vabbè. Alex Pricer, campione di marcia italiano, dopo il primo caso di coppia colpevole, viene squalificato una seconda volta per un complotto contro di lui e il suo allenatore. Bella docuserie Netflix. E allora io questa me la devo andare a recuperare perché mi sembra interessante. Speriamo che ci sia anche su Netflix internazionale. Salve ingegnere, buonasera a te alla community, ma Raspadore falso 9 alla Mertens, per intenderci come lo vedresti. Lo vedo bene, può funzionare, ma tu prendi Osimhen e lo metti in panchina? No, perché se vogliamo parlarne, parliamone. Vendi Osimhen 150 milioni all'Arabia, se lui ci vuole andare, fatti lo stadio. Ma senza dubbio proprio. Io porto le bandiere con la faccia di ADL se fa una cosa del genere. Vendi Osimhen 150, Raspadori titolare falso 9, Simeone che si alternano, fai lo stadio. Fai il merchandising fatto bene, fai i negozi, il Napoli Store a New York. Subito, dove si firma? Perché poi il discorso della maglia ci ritroviamo. È un discorso che è difficile da accettare per molti tifosi, però io te lo sponsorizzo. Vuoi valorizzare Raspadori? Non gli devi far fare il tappabuchi, perché prima di tutto non ha le caratteristiche di Elmas tappabuchi e poi non sempre è ideale. Va a finire che lo metti al pubblico giudizio di chi dirà non è carne né pesce, non mi fa impazzire come attaccante, non mi fa impazzire come esterno. Che ne sai che se non lo metti titolare con costanza nel suo ruolo non ti esplode Raspadori? XG 2,16 contro 0,94. Hai paura come me che Spalletti possa migliorare Locatelli? Valentino, tu dici anche in ottica Juve, ma tu puoi migliorare, gli puoi dare dei consigli, gli puoi far vedere delle cose, gli puoi chiedere un lavoro diverso, ma se poi torni alla Juve e non sei il regista della squadra con i movimenti tutti intorno, tu puoi migliorarlo quanto vuoi tu, ma non è che Locatelli cambia il suo modo di giocare nella Juve. Devi sempre rispettare quello che ti chiede l'allenatore. Se l'allenatore ti dice stai basso, lui dovrà stare basso. Se l'allenatore ti dice di pressare in alto, tu devi pressare in alto. Quanto può migliorare Locatelli sotto la cosa? Secondo me poco. Secondo me non cambia molto. Vogliamo parlare dell'articolo? Massimo, sì, l'assist di Lorenzo, è strano che poi la firma lo so, infatti io ho stima di Antonio, mi ha sempre onorato anche della sua presenza quando io l'ho chiamato per le interviste, però io vi devo fare un
io devo fare a voi, alla mia community, un servizio di onestà, e quindi non è che posso centellinare le notizie perché un amico poi così. Io ho dei punti di riferimento giornalistici che stimo, ma sono i primi che, se scrivono delle cose inesatte o se dicono cose che non stanno né in cielo né in terra, l'opinione è un conto, ma la grave dimenticanza, perché se voi fate un articolo dove dite 177 giorni che Kvara non segna, uno non può dire niente perché è la verità. Poi nei 177 giorni dobbiamo anche includerci le vacanze, quindi se volete sottolineare un numero altisonante che dici sono 6 mesi, 180 giorni che Kvara non segna, e allora tu dici così, ci includi però le vacanze, non è, sono 177 partite che Kvara non segna. Kvara ha smesso di segnare, di fare assist l'anno scorso, quando è finita la Champions League, quando eravamo già campioni d'Italia. E quello che ho detto anche agli amici abbonati, un ragazzo di 22 anni, continuiamo a parlare dell'età perché è importante, a un ragazzo di 22 anni che prende 1 milione o 1,5 milioni all'anno, dove devo firmare per fargli fare 12 gol e 16 assist in una stagione? Dove devo firmare? E a uno che fa 12 gol e 16 assist e si ferma pure per metà stagione, ma mi va benissimo, non bene, benissimo. Prendo un suo sostituto e gli dico: guarda, Kvara è così, ogni tanto si esterna, si estranea, non performa così, stai pronto che nella seconda parte della stagione va bene. Ma non puoi poi ignorare completamente il fatto, perché è un fatto, che Kvara entra con il Sassuolo, tempo 5 minuti di assestamento in campo, si va a prendere il pallone in zona centrale, fa l'assist vincente per Di Lorenzo, chiusa la partita. Quindi se l'articolo dice sono 177 giorni che Kvara non fa gol e non fa assist, è una fake news che non può uscire sul Corriere dello Sport. Non può. Grave dimenticanza, ma qualcuno deve leggerlo, deve controrileggerlo e deve dire: qua ci sei dimenticato l'assist col Sassuolo perché l'ha fatto. Riscrivi, basta che non scrivi assist, scrivi solo che mancano i gol e nessuno ti può contestare l'articolo. Si può ragionare sul fatto 177 giorni è un po' forte come dichiarazione se ci sono le vacanze da mezzo, però la verità è questa. Quindi devo essere sempre preciso e mi dispiace perché poi lo so che mi faccio anche terra bruciata intorno, ma non ci posso fare niente. La cosa bella è che il mio lavoro è la musica, e questa oasi qua di YouTube è libero e indipendente, quindi io posso dire e fare quello che voglio, vita natural durante, senza dover stare a nessuno, senza dover dire le cose per amicizia oppure mantenermi e non dire le cose. Se va bene, se non va bene non va bene, cioè non fa niente proprio. Non lo so, e questo Dario, questo è un tema che va approfondito bene, perché molto spesso si rincorrono questi discorsi, no? Il Napoli fa dei tweet offensivi, i giornalisti si rizelano, i giornalisti rispondono scrivendo cose che poi aizzano un po' i tifosi, destabilizzano la piazza, eccetera, eccetera. Quindi è una cosa che si rincorre. Chi ha cominciato, però il Napoli poi non smentisce questa qua, cioè non smentisce i fatti. Qua si poteva fare un bellissimo tweet a dire: ma vi siete dimenticati che Kvara ha fatto l'assist con il Sassuolo? E invece no, smentisce altre cose che gli interessano di più, e smentisce nel particolare qualche movimento di qualcuno in particolare che dà più fastidio di altri. Questa è la verità, questa è la dinamica di come funziona la comunicazione tra Napoli e i giornali e i media, perché poi i media devono lavorare, devono vendere, devono fare, e il Napoli si deve difendere, ma si deve difendere bene, perché se poi tu dici giornalisti dicono tutte cazzate, eccetera eccetera, e perché non ci sono contratti così, dillo bene. Stiamo pensando comunque che noi puntiamo molto su Kvara, il ragazzo così, piuttosto che costringere poi quelli
l'entourage di Kvara a dire no, ma noi stiamo benissimo, però poi ci incontreremo, per ora non c'è problema, e hai fatto fare una bella figura a loro per far fare la brutta figura poi ai giornalisti. Che le cose se le inventano i giornalisti, sono d'accordo, la maggior parte delle volte se le inventano. Qualcosa filtra, perché, e arriviamoci bene, arriviamoci come logica, basta ascoltare intervista a Fabrizio Romano, che oramai è un punto di riferimento mondiale, tra l'altro dobbiamo essere anche orgogliosi perché è delle nostre parti, punto di riferimento mondiale per quanto riguarda il calciomercato. Lui ha detto chiaramente: i giocatori stessi mi telefonano, mi mandano dei messaggi, dici qualcosa su di me perché voglio muovere la situazione del contratto, voglio andare via, eccetera, eccetera. Di conseguenza, come lo fanno i giocatori con Fabrizio Romano, così lo fanno gli agenti con alcuni giornalisti, così alcuni giornalisti chiamano gli agenti e per avere un'esclusiva ha parlato l'agente di... E allora quei giocatori se li proteggono i giornalisti, perché ok, io ti do l'esclusiva su questo ragazzo che è di mia proprietà, però tu a questo ragazzo in pagella gli devi mettere sempre un voto alto, perché poi a fine stagione devi influenzare anche i tifosi e si deve dire che questo ragazzo deve meritare un ingaggio diverso. Lo capite com'è facile poi, se unisci i puntini, a capire il perché alcune cose che dici ma è mai possibile? Ma io ho visto un'altra partita a loro, ma come fai a dare 6,5-7 a quel giocatore che non ha toccato un pallone e quell'altro che mi sembrava che aveva performato bene gli dai 5? Non capisco, e ve lo dovete spiegare così, perché evidentemente il giocatore che ha preso 5 non ha nessun collegamento con i procuratori, con i giornalisti, e si prende il voto che si prende, mentre gli altri vanno protetti. Capiamoci bene e capiamoci perché il Napoli con me non lavorerà mai, non mi chiameranno mai. Andiamo avanti. Ma quindi non stai tutto rosso perché l'acuto di Vivo per lei. Grande Valentino. No, ho preso il solo, ho preso un po' di solo, di assolo proprio di chitarra. Grazie comunque per aver visto, perché sto cercando, perché dato che adesso c'è il separato Azzurro Fluido Instagram dove parlo solo di calcio, sto cercando di convincere i miei colleghi musicisti che non mi vedono più postare cose musicali, che sto continuando a lavorare, e quindi cose un pochino più internazionali, perché c'ho tanta gente di New York che mi vede urlare in italiano e non capisce che cosa sto dicendo, e quindi mi sono deciso di ripostare cose musicali un po' più, perché stavo postando solo le storie spariscono, e Vivo per lei è una delle mie challenge che ho accettato, ovviamente. Il Marassi per Elmas è un capo favorevole, si è sempre infiammato lì, primo gol in Serie A, grandi giocate, gol contro la Samp l'anno scorso, ci sarà Guido? Guido no, non l'ho importunato, stavamo parlando prima, non lo so nemmeno se ci sta o se ci raggiunge, non gliel'ho chiesto, posso provarci, sta comunque sempre in lavoro, ma questa è una live italiana, nemmeno sul Napoli. I procura solo. Kvara secondo me ha sparato quasi tutte le sue cartucce, più di quello che ha fatto non può e non sa fare. Pino, mettiamo conto che tu hai ragione, ci ha fatto vedere tutte le cose che sa fare e questo è. Io gli do 4 milioni all'anno a uno che mi fa 12 gol e 16 assist in mezza stagione, perché stiamo dicendo che Kvara ha smesso di giocare, benissimo, mezza stagione, 12 gol, 16 assist, io gli do 4 milioni, perché se poi deve raddoppiare, cioè i 177 giorni senza gol e senza assist, vuol dire che deve fare 24 gol e 36 assist. E chi sei? Sei Messi. E se sei Messi non puoi prendere 1 milione all'anno, ne devi prendere 15 e devi giocare in un'altra squadra che non sia il Napoli, che ti deve dare i tuoi diritti d'immagine. Deve fare il doppio di quello che ha fatto Kvara, o la metà di quello che ha fatto basta e avanza per essere uno dei giocatori più impattanti di questa squadra? Io mi rendo veramente sono sconvolto da quello che sto leggendo su Kvara. Poi se è stato un fuoco di paglia, improvvisamente non supera più l'avversario, ma già non è vero, capisci? Perché se tu vuoi dire ok, veramente non si è ripreso più, col Sassuolo si è preso il pallone di esterno, tunnel e assist, lo ha già fatto, è già tornato, e con la Lazio, se Provedello non va sotto al palo, aveva segnato una bomba da fuori aria.
Cioè, nemmeno con la Lazio possiamo dire non ha giocato bene. Nel primo tempo c'era un grande Kvara in campo e il Napoli tambureggiava. Io veramente resto sconvolto se voi veramente mi state dicendo che Kvara si è dimenticato di giocare a pallone. Si può involvere, involere, involuto. Si può involvere e diventa Vargas. E allora lì dice è stato un fuoco di paglia così. Ma diamogli pure il tempo di dimostrare che si è involuto. Si fa un anno, come fece Leao il primo anno, che dici, ma chi sta punta, mezza punta e ala, che cosa fa? Si vedono delle potenzialità, ma non ce n'è. Si fa un anno così e allora io vi dico, ok, un mezzo anno l'ha fatto bene, un anno lo ha fatto male, probabilmente ci siamo esaltati e non andrà avanti nella sua carriera. Io me lo tengo lo stesso, me lo tengo lo stesso, aspetto il terzo anno per vedere se riprende come il primo oppure se ha finito di fare. Sono veramente sconvolto. 22 anni e vogliamo che sia già performante come Robben, come Ribéry dell'epoca. Deve essere Ryan Giggs, altrimenti non va bene. Deve fare 24 gol, 12 gol, 16 assi, non bastano. Ma quando l'abbiamo avuto un Kvara, ragazzi? Quando l'abbiamo avuto un ragazzo che c'ha fisicità, c'ha altezza, segna di destra, segna di sinistra, segna di destro, punta all'uomo, se ne va sia a sinistra che a destra, va fino in fondo, tira a lui, passa ai compagni, se lo accompagni, se non lo lasci da solo è normale che lui deve fare sempre il dribbling, ma se lo accompagni ti dà grandi soluzioni. Quando l'abbiamo mai avuto un giocatore così? Aiutatemi. C'era Lavezzi che creava scompigli, non segnava. Lavezzi, il mio preferito, non segnava e non aveva la fisicità di Kvara. Veramente vado in difficoltà. Questo è un altro paio di maniche. La preoccupazione è che Garcia sta cambiando di identità al Napoli, questo è un altro paio di maniche e anche lì ci deve essere un pochino di tempo, perché non ti puoi aspettare né il copia e incolla, vi ricordate quello che facevate con Spalletti? Fatelo, io non vi insegno niente. Non può essere. Garcia avrà delle sue convinzioni calcistiche, dovrà inculcarle nei ragazzi. I ragazzi ci devono credere però, perché se quello che si sta dicendo in giro arriva anche ai giocatori, ragazzi, voi dovete capire una cosa. I giocatori leggono non leggono più i giornali magari, ma leggono i social tutti i giorni, ogni tanto sconfinano e rispondono personalmente, lo fanno. Questi leggono tutto. Se i ragazzi si convincono che Garcia è una pippa al brodo e che non è un allenatore credibile, questi non daranno nemmeno il 10% di quello che hanno, come hanno dato a Spalletti. Se i ragazzi si convincono di questa cosa qua, attenzione a creare noi stessi un problema in casa. Spalletti il primo anno fece molto bene perché cominciamo con 8 vittorie consecutive, dopodiché ci siamo persi un po' per strada. Spalletti out, ve lo ricordate? Secondo anno Spalletti, conoscendo un po' meglio l'ambiente, capendo come sfruttare questa squadra, dove andare a premere, dove andare a lasciare, perché a volte devi essere quello che dice dai ragazzi, a volte devi anche dire calma e dare un po' di tranquillità e non di dare la foca, devi bilanciare. Spalletti con un anno in più di esperienza, di conoscenza dell'ambiente, con una squadra un po' più forte, perché avevi messo già Simeone al posto di Petagna, Kim al posto di Koulibaly, Kvara al posto di Insigne, già con una squadra più forte è andato tutto come doveva andare, nonostante le prime 4 partite ci furono 2 vittorie e 2 pareggi. Calma, ci siamo messi lì, non abbiamo perso, però siamo andati lisci. Mo a Garcia dobbiamo dare un pochino di canzo, il famoso canzo, glielo dobbiamo dare. Io mi rendo conto che già questa qua è già dentro fuori, ve lo dico subito, perché già la partita con Genoa, perché? Perché si inserisce in un contesto di calendario dove c'è il derby di Milano e se pareggiano si danno fastidio tra di loro. Se una ha la meglio sull'altra, l'altra c'ha una botta psicologica, perché comunque non c'è partita peggiore per perdere la testa della classifica, perché vai un pochino
in difficoltà, e c'è anche Juventus-Lazio. Di conseguenza il Napoli, la Roma sta laggiù. Non guardiamo la classifica, ma sta laggiù anche a livello di motivazioni, di situazione anche mentale. Il Napoli non può assolutamente steccare con il Genoa, altrimenti si entra in psicodramma, perché si entra già in psicodramma. E io cercherò di dire, non avverrà perché col Genoa vinciamo, ma dovrò cercare di dire, qualora dovesse accadere, calma ancora calma, perché se vogliamo avere un futuro, tu, l'allenatore che hai scelto, gli devi dare fiducia, lo devi difendere, un po' come fece De Laurentiis con Sarri. All'epoca si cominciò molto male, però poi difesa della società, lavora tranquillo, crediamo in te. Qua ci deve dimostrare per il Napoli, lavora tranquillo, crediamo in te. Lavora tranquillo e crediamo in te. Vedere le cose fatte con Spalletti sarà difficile, sarà forse impossibile, sarebbe stato difficile forse anche con lo stesso Spalletti in campo, in panchina, nella continuazione di un progetto, perché cambiano gli equilibri, hai vinto già, devi vedere come devi difendere con lo scudetto sul petto, che è diverso. E io, la richiesta della CAM è importante. Contemporaneamente io vi dico, questo è già un dentro fuori. Se il Napoli non fa 3 punti, mentre le altre si scontrano, così il pubblico si ringalluzzisce, e col pubblico io ci metto anche i giocatori dentro, perché i giocatori, se perdono poi il contatto con la vetta, li conosciamo bene, si rischia di fare o il primo anno di Ancelotti o il secondo. Primo anno di Ancelotti, secondi senza mai assaporare la possibilità di essere primi e senza nemmeno rischiare di arrivare terzi, quindi si vivacchiava da secondi in classifica. L'anno successivo tragedia, si perde il contatto con la vetta, li ricordiamo anche tutti gli strafalcioni arbitrali uno dietro l'altro che ci affossarono completamente, e stavamo andando dall'altra parte della classifica. Quindi un pochino l'identità potrebbe cambiare, ed è chiaro che noi siamo affezionati all'identità che ci ha fatto vincere, però non si vince solo in un modo, si può vincere in tanti modi e dobbiamo avere un po' di pazienza. Questi sono la buona parte della tifoseria che Spalletti ha conosciuto benissimo e da persona lungimirante ha capito prima di tutti che pure con il secondo posto l'avrebbero linciato. Aieyi e Brazov, io non credo che Spalletti se ne sia andato per paura di un secondo posto. Io credo che se ne sia andato perché il rapporto con De Laurentiis non era più sostenibile. Non credo proprio che era la paura di fallire col secondo posto. Nel frattempo tu il tatuaggio te lo sei fatto, la storia l'hai scritta, come qualcuno ha anche contestato Pioli dopo aver vinto lo scudetto. Pioli viene meno, ti fa una stagione un pochino così, si prende la contestazione. È nel gioco delle parti. Per un allenatore sai quando vinci sei il migliore, se lasci da vincitore sei sempre il migliore, se continui ti giochi un rischio, questo non c'è dubbio, ma è nel gioco delle parti. Secondo me era più una questione di rapporto col presidente che non era più sostenibile, e tu voleva fermarsi. Io ci credo tantissimo, voleva fermarsi perché è stancante vincere a Napoli, e si è entrato nella storia perché non è Pioli che ha vinto un altro scudetto del Milan, uno dei 19, tu hai vinto il terzo e gli altri 2 si chiamano Diego, si danno a Bianchi e a Bigon, ma si chiamano Diego Armando Maradona quegli altri 2, quindi tu sei entrato nella storia da grande protagonista, non sei un Pioli che vince un altro scudetto e poi ma quest'anno non sei in grande forma, ti contesto. Avrebbe avuto tanta gente comunque che dice non ti dico niente, ci hai dato già una gioia incredibile e va bene così. Anche su scelta di quinta fascia o quinta scelta non lo so se è già un errore di ADL. Vi vedo molto tosti oggi. Non lo so se è un errore di ADL, Garcia. Non voglio nemmeno dire ADL gli allenatori non li sbaglia mai, perché non è vero perché anche quella è una narrativa fasulla, perché se li analizziamo tutti quanti qualcuno lo ha sbagliato, e non è neanche detto, e questa è una frase che insomma
ripete spesso anche Paolo Del Genio, non è detto che la quarta, quinta scelta non si riveli migliore della prima. Non lo sappiamo. Non sappiamo se il Napoli aveva individuato in Osimhen se era quella la prima scelta, oppure credo Osimhen forse è un esempio sbagliato, perché quando punti tutti quei soldi probabilmente l'avevi individuato e ci credevi. Però ci sono state situazioni in cui la prima scelta, ecco, basta parlare di Sarri. Il Napoli stava cercando, credo, Mihajlovic all'epoca, che non accettò l'incarico e si virò poi su Sarri. E Sarri ha fatto poi Mihajlovic, poverino. Però Mihajlovic nel frattempo, dalle le sue esperienze, non è andato a migliorare. Sarri da noi poi è andato al Chelsea, alla Juve, eccetera, eccetera. Quindi non è detto che la seconda, quinta, sesta scelta sia sempre peggiore della prima. Le cose ti devono andare anche in un certo modo. E speriamo che questo sia anche con Cajuste e sia anche con Nathan, perché su Nathan lo sappiamo benissimo che non era la prima scelta e poi si è scelto di non scegliere e di prendere un prospetto invece di uno pronto come Danzo. Proprio il cambio di strategia. Cambio di strategia, come ho fatto con Fantacalcio. Si deve cambiare, devi essere flessibile. Devi sperare che ti vada bene, però. Allora, se ADL sbaglia l'allenatore lo perdono. Scegliamo non abbia sbagliato a tenere Osimhen. Non ho capito Giovanni che cosa intendi. Diciamo infatti non essere stato arrestato come Galtier cioè, perché una delle scelte poteva essere Galtier, che poi ha avuto i problemi che ha avuto. Manu, ti ringrazio per essere le persone che mi hanno ispirato a iniziare un'avventura qui su YouTube. Ti porto e porterò principalmente video a tema calcio come protagonista del nostro Napoli. Grande Manu, in bocca al lupo e grazie. Andatevi a rivedere il Napoli 18 anni fa, vi fa rimettere i piedi per terra. Secondo te ADL si è trovato spiazzato dai vari nodi Danzo e Vei che non abbia trovato un'effettiva soluzione? Ma per Danzo secondo me sì, perché non possiamo sapere quanto abbiano puntato forte anche sulle Norman, su Kilmer, gli altri nomi che si facevano. Non lo possiamo sapere perché quelle squadre non hanno twittato niente. Il Lens ha deciso di prenderci in giro e quindi ha un pochino messo a carte scoperte quella che era la trattativa del Napoli. Quindi che il Napoli cercasse un profilo come Danzo, cioè pronto, cioè con quelle caratteristiche, ma già con la sua esperienza, migliore difesa di Francia, insomma, un profilo che non è detto che ti performa subito come Kim, ma che metti titolare, stavi mettendo il titolare. Il Napoli ha cambiato strategia e sai che c'è di nuovo? Un po' come è successo con Vega, secondo me. Sai che c'è di nuovo? Questi non vengono, non vogliono venire, chiedono troppi soldi o non ce li vogliono dare, così. Andiamo a prendere quello là, tanto si è pensato, si può fare con Juan Jesus e Ostica. Si è pensato. Ora non lo so se di concerto con Garcia, perché Garcia non ce lo fa giocare Nathan, vuol dire che lui non lo ritiene pronto. Ora la domanda da fare a Garcia è questa, se un giornalista volesse veramente fare il suo lavoro: signor Garcia, Rudy, quando ti hanno proposto Nathan, tu l'hai individuato come un giocatore già pronto da mettere titolare a fianco a Rachmani o l'hai individuato come un talento che può crescere? Perché è legittimo, il Napoli non è costretto a vincere un'altra volta lo scudetto. Tu hai fatto quello che hai fatto l'anno scorso e quest'anno devi arrivare in Champions. Questo è l'obiettivo. De Laurentiis non ha più parlato. Cerchiamo di ricordare le cose. De Laurentiis aveva detto il 12 agosto vi dico dove può arrivare questa squadra. Non ha parlato più, non ci ha detto dove può arrivare questa squadra. Di conseguenza, visto che lui non ha parlato, che non hanno fatto le domande giuste a Garcia, abbiamo dovuto tirare le somme noi e abbiamo detto, nell'entusiasmo generale, il Napoli mantiene Kvara, mantiene Osimhen, ce la giochiamo lo stesso. Nel frattempo però dovevamo ancora analizzare quelle che erano le squadre che avevano un grande terreno da colmare dietro di noi e che mi pare che lo stiano colmando piano piano, perché il Milan ha fatto una campagna acquisti stellare e subito stanno performando bene tutti i nuovi, Pulisic, Loftus-Cheek, Reindeers, stanno performando tutti alla grande. Bene, quindi loro stanno recuperando il terreno che avevano così. L'Inter si è indebolita, persona
Non lo so, Sommers, io avrei fatto follie per Sommers a fantacalcio, li vedo molto solidi. Frattesi e mira di Dio e sta in panchina. Thuram si sta cominciando a prendere confidenza col campionato, io non li vedo molto indeboliti onestamente. La Juve sempre in incognita, la Lazio incognita, la Roma incognita, ma quelle tre, la Juve incognita perché hanno altri problemi molto grossi al di là dell'allenatore, ma quelle due hanno fatto un salto in avanti. Bisognerà capire se è un salto in avanti che basta per raggiungere quel Napoli e se il Napoli nel frattempo fa il saltino indietro. Non fa un salto indietro di 20 punti, ma un piccolo saltino indietro lo sta facendo, perché decide di puntare su un giovane e non su uno già pronto. Quindi la domanda da fare a Garcia è: tu ritenevi questo qua già pronto da giocare titolare? Oppure è un sostituto e nel frattempo tu ci hai detto Juan Jesus va più che bene, Ostigard va più che bene? Questa è la domanda. Questa era la domanda da fare. Allora lì capivamo, quando Garcia parla delle ambizioni di ADL, che cosa vuoi fare? Vuoi arrivare in semifinale di Champions? Non puoi trattenere Kim, perché all'epoca il contratto l'hai fatto con la clausola, devi prenderti uno pronto. Eppure se ti prendi uno pronto non è detto che ci vai in semifinale di Champions, perché ci sono troppe variabili. Quindi bisognerebbe fare le domande giuste per far tirare delle conclusioni giuste ai tifosi. De Laurentiis non ha più parlato, non sappiamo quali sono gli obiettivi suoi per quest'anno, non lo sappiamo. Per quanto riguarda Veiga, io vi ho detto in passato come era successo. Se ne sta andando Zielinski perché l'offerta l'aveva avuto. Il Napoli non ho capito se, come dice Fabrizio Romano, che ha tirato un po' troppo la corda che voleva più soldi, o se Zielinski ha detto no, sto bene qua, rispetto il contratto e rinnovo a meno soldi. Non ho capito le due cose. Nel momento in cui Zielinski resta, il Napoli dice al Celta Vigo, dice queste sono le condizioni per Veiga, noi non ci vogliamo svennare, non vogliamo pagare nessuna clausola, o stai alle nostre condizioni di pagamento oppure ve lo potete anche tenere perché noi ci resta Zielinski, abbiamo Elmas da valorizzare, tutta una serie di cose. Il Celta avrà detto ma sai, parla col procuratore, noi dobbiamo, se stiamo nel centenario della società e il nostro giocatore di punta, puntavamo probabilmente anche su grossi introiti per rifare meglio la squadra. Loro che erano andati, gli arabi che erano andati in previo per la cosa Zielinski si vanno a prendere Veiga, il Napoli non batte ciglio, di conseguenza hai risparmiato dei soldi e sappiamo che a stare troppo inattivo poi ci paghi delle tasse sopra di stare troppo inattivo, quindi è logica l'operazione Lindstrom che sostituisce Veiga economicamente e non tecnicamente. Economicamente ha senso, ti vai a prendere uno che è individuato a livello universale come un talento giovane ed è pronto ad esplodere, proprio l'operazione Napoli classica. Infatti io sono fiducioso, va solo individuato bene il modulo o comunque la posizione di campo dove far esprimere al meglio Lindstrom, perché è un giocatore che ha talento, che ha tecnica, che ha velocità, che ha spunto, però lo metti a destra, lo metti a sinistra, lo metti sottopunta, lo metti centrocampista, forse no, è un giocatore d'attacco, va individuato. Al momento non è un giocatore come Veiga che invece andava messo nella zona di Zielinski, quindi c'è stata l'occasione economica per farlo, operazione alla Napoli, tecnicamente, cioè guardate anche la scelta di Nathan, operazione economica, la scelta di Cajuste a me sembra un'operazione che può essere sia tecnicamente che economicamente valida, ma sono state fatte operazioni economiche. Attenzione, ce l'ha detto Garcia, a me Lozano piaceva, ma economicamente bisognava venderlo perché non faceva più al caso del Napoli a livello societario. Ecco perché noi dobbiamo, quando poi andiamo a giudicare il lavoro di Garcia, e dobbiamo capire se si è fatto un mercato per vincere di nuovo lo scudetto o si è fatto un mercato per continuare quello che è la politica di abbassare gli ingaggi e mantenere una situazione di sostenibilità. Questo si è fatto, questo era l'obiettivo da sempre. Poi è arrivato anche lo scudetto, benissimo, ma l'obiettivo è di rimanere sempre là, sperando di poter competere, sperando che qualche volta le grosse inciampano e tu sei lì pronto, perché molto spesso si è fatto il gioco del ciapanò, cioè 2 anni fa
inciampava l'Inter e inciampava un po' il Milan e poi è inciampato il Napoli. Ve lo ricordate questa cosa? Si fa chi non lo vuole vincere questo scudetto. L'anno scorso invece si sono messi con la testa e col pensiero, hanno creato il vuoto e il panico e lo scudetto non si poteva togliere. Non si poteva più togliere. Quindi è nella logica delle cose. Io non sono sorpreso, io sono sereno sotto questo punto di vista. Se poi diciamo che il Napoli deve vincere per forza, io sono anche d'accordo, perché è un'occasione importantissima, avendo un impianto di squadra così giovane e così forte, magari spingere sull'acceleratore e dire all'Italia per un po' d'anni tocca a noi, fateci il callo, abituatevi, perché noi vogliamo vincere un po' di anni, vogliamo aumentare il brand. Non è possibile che il Napoli non è conosciuto, i bambini qua a New York non indossano la maglia del Napoli. E invece mi sa che le priorità erano altre. Le priorità in questo momento sono altre. E quindi bisogna essere sereni. Allora, i like. A quanto stiamo? Nathan era per il Bari. Mandassero lì, a gennaio uno pronto. Sempre che a gennaio non è cambiato anche il tecnico. Nathan è una lotteria, ma ancora non ho capito chi dovesse essere sostituito all'altezza di Kim, che era sul mercato ma soprattutto acquistabile. Non lo so, Giuseppe, io se fossi un esperto di mercato farei l'esperto di mercato, non lo sono e quindi non ti so dire chi era. Ti posso dire Itakura era il giocatore perfetto con caratteristiche simili a Kim in tutti i sensi ed era perfetto per il Napoli. Non lo so, non posso sapere. Danzo poteva venire e poteva floppare alla grande. Danzo poteva venire e fare invece un grandissimo impatto con il campionato. Non lo possiamo sapere. Nathan è una lotteria, benissimo, anche Nathan può fare una grande risoluzione o floppare. Il problema è quelli che ti dicono mi ricorda Thiago Silva, piano, oppure anche quelli là è peggio di Uvini, piano anche là. Vuoi vedere che Nathan è semplicemente Nathan e sarà un giocatore alla Nathan, cioè non per forza paragonabile con quelli che già sono passati nel campionato italiano come giocatori brasiliani, e già vogliamo, senza averlo mai visto, abbiamo visto mezza partita amichevole, già vogliamo dire che non va bene o che va bene. Dobbiamo vederlo in campo. Ho fretta di vederlo in campo? Onestamente no, non ho fretta di vederlo in campo. Perché? Perché nelle partite che ho visto Juan Jesus non mi è dispiaciuto e vi devo dire anche questo. Quindi io non ho individuato in Juan Jesus i problemi del Napoli con la Lazio, assolutamente. Abbiamo fatto un'analisi approfondita della partita e io ho individuato, a parte i gol che ci siamo mangiati, che non abbiamo fatto, quindi i gol in attacco, fai 5-6 gol nel primo tempo e stai tranquillo. Anghissà che volava per il campo, mettiamo in discussione Anghissà, no, è un giocatore incredibile, super performante, alla grande, ma se Anghissà non è in partita sei uno in meno e la Lazio ti fa a fette. Anghissà, Rachmani che stava a centrocampo in quel contropiede che poi lanciato da Yusai, che porta al gol di Zaccagni, che poi verrà annullato per fuorigioco. Ramani stava in pressing alto solitario, non organizzato. Quindi ci sono una serie di cose, un po' l'organizzazione difensiva di Garcia che va ancora registrata, un pochino le prestazioni individuali. Non è Nathan che mi risolve questi problemi, onestamente, perché non è uno che arriva e comanda la difesa, specialmente se non è una questione di lingua, ragazzi, è una questione di personalità. Kim la lingua italiana non la conosceva, ma di personalità ne aveva da vendere e l'abbiamo visto. Si sono gestiti lui e Rachmani la gestione della difesa, se la sono spartita ed è andata alla grande, si muoveva come un corpo unico. Nathan non credo che abbia già pronta questa cosa qua. Poi può crescere e magari può andare al Bari e fare la sua esperienza al Bari, questo non lo metto in dubbio. Nel frattempo vai Juan Jesus, vai con Ostigard, non è lì il problema. Io voglio capire in avanti quali sono le situazioni che devono succedere, perché in avanti che non ho capito se Raspadori deve giocare per forza e bisogna trovargli un posto in squadra per forza, oppure
Se Garcia serenamente può vedere chi sta più in forma e farli giocare di conseguenza. Non la vedo difficile come cosa. Ho sistemato i TVB. No, per fare i TVB, perché se c'è qualcuno così, io posso fare così. C'è un modo così. Posso fare il TVB è generale, è gigante. Se serve. Va riconosciuto che gestire una squadra di vertice e far quadrare i conti è complicato, specie considerati i costi di ingaggi lievitati indecenti. Noi ragioniamo con i milioni come se fossero caramelle. E senza dubbio, Luigi, non è affatto facile, non c'è dubbio. Io ho sempre fatto questo discorso. Il Napoli dell'anno scorso è un unicum, perché tu, mentre hai abbassato gli ingaggi, sei riuscito anche a vincere. Ma prima di noi, se vogliamo andare a vedere le squadre che hanno vinto, che non erano quelle tre solite, dobbiamo tornare alla Lazio di Cragnotti, indebitatissimo fino al collo. Dobbiamo tornare alla Roma di Sensi, super indebitata. Dobbiamo tornare al Parma di Tanzi. Ne hanno fatte di ogni colore, la stessa Sampdoria. Ognuna di quelle squadre che poi vinse aveva alle spalle una situazione economica molto opaca e vinsero in quel periodo e poi sparirono e dovettero ricominciare praticamente da capo. Il Napoli si è sempre mantenuto lì, dopo insomma l'arrivo di De Laurentiis, si è sempre mantenuto lì, sempre in crescita, e avevamo quasi quella convinzione: non si può fare più di così. Ricordate questa frase? Più di così è difficile, perché quando ci arrivi poi o un po' non te lo fanno fare, o manca sempre il centesimo per fare €1. E invece l'anno scorso ci siamo goduti una stagione straordinaria, che è difficile da ripetere. Ecco perché io dico sono sereno, perché è difficile da ripetere. La mia speranza più grande, fare la storia, la doppietta, sarebbe mamma mia, non lo voglio nemmeno immaginare, come si esploderebbe ancora di più perché l'anno scorso c'era l'attesa dei 33 anni, ma quest'anno ci sarebbe proprio è una rivoluzione storica. Mettersi alle spalle per 2 anni consecutivi le superpotenze italiane, che possono fare i debiti, che possono permettersi degli ingaggi, hanno i soldi o no, comunque si possono permettere. A Roma non ha soldi, fa solo parametri zero, e intanto a Lukaku quanto gli sta dando all'anno? 8? Il Napoli non può mai farlo, tanto è vero che il discorso che si sta facendo, il Napoli è disposto a pagare 10 milioni ad Osimhen, il Napoli oramai è fatta la firma, la clausola, eccetera eccetera. Questo rinnovo non c'è assolutamente stato, non c'è traccia di questo rinnovo, quindi io non lo so affatto se il Napoli effettivamente ha intenzione di aumentare ad Osimhen o di tappare il buco per il momento del mercato, fare uscire che oramai è fatta, ma in realtà vai avanti con lo stipendio che porta, e nel frattempo quelli che dovevi chiudere in fretta, che ti conveniva chiudere in fretta, il rinnovo di Raspadori, il rinnovo di Di Lorenzo, il rinnovo di Mario Ru, non c'è stato nessun rinnovo di Osimhen e non c'è stato nemmeno il rinnovo di Zielinski. Quindi poi lo sapremo dopo, lo sapremo l'anno prossimo, se Zielinski effettivamente ha rifiutato lui la rabbia o l'ha rifiutato il Napoli la rabbia. Lo sapremo l'anno prossimo. Hai capito? Non potrebbero neanche loro, però lo fanno. E prima o poi può essere pure che beccano anche loro la stagione in cui gli va tutto bene, prendono meno infortuni. È difficile perché sono giocatori che più in là con gli anni tendono di più a prendere infortuni, e quindi a un certo punto vengono meno. Puoi avere tutti i Mourinho che vuoi in panchina, ma se poi il materiale umano ti viene meno è difficile. E può essere pure che un anno gira tutto bene e indovinano la stagione mentre le altre steccano, e con i debiti e poi li risani, perché vincere ti aiuta a diffondere un pochino di più il brand, l'entusiasmo che c'è al Colosseo, perché l'entusiasmo ti porta a vendere, ti porta a cose. Poi quella una situazione ancora diversa, perché Roma rappresenta la città. Secondo me Napoli si potrebbe sfruttare ancora meglio in generale nel mondo come brand, legandolo anche all'idea della città e del turismo. Si potrebbe fare ancora di più, secondo me, ma vedremo. E allora,
Ritornando all'argomento maglie iniziato su Telegram, quali sono le maglie che si vendono di più negli USA? Allora, Francesco, questa è una bella domanda. Io sono passato allo store, uno dei vari store dell'Adidas, ieri o l'altro ieri, non ricordo, e in bella mostra c'erano le maglie del Manchester United, le maglie del Real Madrid, le maglie dell'Arsenal, e poi c'era anche la maglia della Juve ed altre maglie che non ricordo. La maglia della Giamaica, per esempio. Poi è chiaro, New York è un caso a parte, ci sono delle regole a parte, anche rispetto a quelli che è la popolazione. Magari nel centro commerciale dove sono stato io ci sono più giamaicani e quindi aveva più senso esporre la maglia della Giamaica piuttosto che un'altra di un'altra nazionale, però la maglia della Juve era là, e giustamente perché è Adidas, e quindi così non ti aspetti di vedere la maglia dell'Inter perché è Nike, e quindi la maglia dell'Inter non la trovi. Ho intenzione di farmi un giro per capire e di chiedere più informazioni. Quello che ho notato al tatto, e questa cosa mi interessa tanto perché si è fatta grande, si è dovuta fare una distinzione tra la maglia gara del Napoli, la maglia replica ufficiale del Napoli, e adesso c'è anche la maglia replica della replica, e questa cosa non lo so in quanti la sanno. Ecco perché ci voglio fare un video a parte, magari il più breve possibile, cosa difficile per me, dove voglio spiegare bene questa cosa, perché giustamente gli amici bellini, tu lo sai perché sei presente nel gruppo degli abbonati, mi mandano delle cose e mi mandano il video di questo proprietario dello store che sta fuori rotta, che andò a trovare pure perché devo capire il personaggio, che dice no, questa maglia non è falsa, e si deve difendere dagli attacchi di tutti i tifosi perché la maglia che indossa MSC con lo scudetto e tutto non porta EA7 ma porta SSC Napoli. Ora non ci vuole niente a contraffare una maglia, perché lo sappiamo, lo fanno in Thailandia, lo fanno in Cina, sono gli stessi, le stesse fabbriche che fanno poi le maglie originali e poi vengono in contatto con le squadre ufficiali. Sono le stesse fabbriche, la lavorazione è probabilmente anche la stessa, però deve essere ufficializzata, deve essere messa a verbale, diciamo, deve essere numerata e deve essere riconoscibile con il logo, perché c'è il certi logo sulla maglia replica, perché esiste la maglia replica ufficiale ed esiste la maglia replica falsa. La maglia SSCN che non porta il logo EA7 è una maglia ufficiale del Napoli. Si può chiamare falsa, si può chiamare non ufficiale, è una maglia riconosciuta che il Napoli vende tramite bancarelle, store fisici, negozi di souvenir, le cose fuori allo stadio. È una maglia che il Napoli riconosce, è un'operazione che non hanno pubblicizzato, non so perché poi si crea quel dubbio nei tifosi. Il Napoli è dietro questa cosa qua, quindi quelli che hanno insultato, e io per primo ho detto ma vedi a questo come si permette di fare una replica evidente, perché stai facendo la maglia pezzotta, SSCN invece di EA7 è la pezzotta. Non è un pezzotto, non è una cosa che lui ha fatto di sua spontanea volontà e sta facendo i soldi sopra il Napoli. È il Napoli che dà l'opportunità al prezzo ancora un pochino inferiore, perché maglia originale 130, maglia replica 49, questa qua dovrebbe costare intorno ai 30. È il Napoli che dà la possibilità, probabilmente abbassando la qualità, probabilmente non avendo nessun tipo di controllo qualità da parte di EA7, che rappresenta come al solito sempre e solo il brand logo prestato per amicizia tra Giorgio Armani ed ADL, ma loro di questa maglia non ne vogliono sapere niente, perché non ci pubblicizzano sul loro sito, non la mettono sui negozi online, non la mettono nei negozi fisici Armani. Non esiste questa maglia per EA7. EA7 non ha niente a che fare con noi. Loro pubblicizzano le cose dello sport, pubblicizzano la Milano Basket, che hanno la loro, ma del Napoli non c'è traccia. Di conseguenza il Napoli fa tutto da solo: produzione, distribuzione,
E anche questa maglia replica della replica, perché ho parlato con Valentina, quindi vi sto dando delle notizie dirette. Valentina è sempre molto gentile, che risponde a tutte le mie perplessità, me lo ha detto, mi ha detto che ci sono anche delle novità che dovrebbero arrivare a fine mese per quanto riguarda la distribuzione per l'estero. Andiamoci con calma. Però quella maglia esiste, quindi quelli che attaccano, e TikTok è pieno di accuse, anche di offese pesanti per questo ragazzo che c'ha lo store, e io stesso dico, ma come fai tu spudoratamente a vendere una maglia falsa e c'hai lo store e sei conosciuto su TikTok, eccetera, eccetera? Perché non è falsa, perché è il Napoli stesso che c'ha così. E secondo me è anche un'operazione intelligente, perché tu in qualche modo vendi tu stesso il sommerso, perché la maglia che non è originale, non è la stessa, ti occupi anche del sommerso, e vi renderete conto che è difficile fare tutto questo da soli, che serve del tempo, che serve del personale, che poi se le maglie a Via Calabritto non arrivano è perché fare tutto da soli è difficile. Se ti affidi ad Adidas, se ti affidi alla Nike, se ti affidi alla Puma, la distribuzione se la vedono loro. Tu magari non avrai la libertà di fare le maglie pezzotte della pezzotta, non puoi fare la replica della replica, non puoi fare 50 maglie all'anno, perché ci sono degli standard che la Nike deve controllare, il brand deve mantenere il suo status. Però io a New York nel centro commerciale poi la trovo, e quindi per questo io mi dispiace tantissimo. Ci sono delle idee che possono funzionare. Dare la possibilità a 30 euro a un ragazzino di indossare una cosa ufficiale fatta dal Napoli è bello ed è una cosa lodevole. Contemporaneamente io vorrei che anche i ragazzini qua, perché questa maglia è bellissima, e oggi io sono andato a giocare a pallone e gli amici miei tenevano la maglia dell'Arsenal, l'Arsenal che ha vinto l'anno scorso le coppole di falli. L'Arsenal non ha vinto niente, eppure rappresentano sempre un brand affascinante, sono dappertutto, anche se non vincono niente, sono un brand storico, uno la guarda, ma com'è bella maglia dell'Arsenal che stanno, con le bianca però con le cose dorate, la cosa rossa così, è bella al tatto. Quella della Juve è proprio premium al tatto, quella del Real Madrid mi sembra sono tutte poliestere, 100% poliestere. Ma alla fine non dai la possibilità a un ragazzino di innamorarsi della maglia del Napoli, che è bellissima, che è azzurra, che c'ha lo sponsor in bianco e che c'ha lo scudetto in petto, che è affascinantissimo. Se tu non la metti nei negozi fisici qua, è difficile andare sul web store ufficiale del Napoli, fare la spedizione di 50 euro per farla arrivare qua. Devi essere già tifoso, sei già fidelizzato e non cambia niente. Tu i nuovi tifosi, se vuoi aumentare il fatturato, se ti vuoi permettere di ricavare ma 4 milioni, se vuoi aumentare questo e non c'hai lo stadio, devi almeno aumentare quello che è il merch e devi aumentare i tifosi. Non ti rifare alla dichiarazione della Nielsen che ti ha detto che ci sono 83 milioni di tifosi del Napoli nel mondo, perché quegli 83 milioni non si comprano niente, sono probabilmente dei simpatizzanti che se il Napoli vince una partita sono felici e se il Napoli perde una partita non se ne fregano proprio. Non sono noi, non sono voi. E quando il Napoli esce la nuova maglietta non sta niente. Altrimenti gli 83 milioni scendevano in piazza se venivano a sapere che da Napoli al mondo è uno slogan che non viene poi corroborato dai fatti, perché nel mondo la maglia non c'è. Nel mondo la maglia non c'è. Di conseguenza io continuerò questa mia cosa personale per far arrivare, io mi sono messo a disposizione, io sono disposto gratis e l'ho detto a Valentino, io sono disposto gratis ad andare fisicamente negli store, datemi 100 magliette, io le porto negli store così a fondo perduto, a display, se qualcuno se la compra vediamo, a display, a fondo perduto. Sono disposto ad andare io fisicamente, ovviamente gratis, per l'amore della maglia. Non lo vogliono fare, non lo fanno, non lo vogliono fare. Di conseguenza è difficile far crescere il brand ed è difficile far diventare quegli 83 milioni di simpatizzanti tifosi veri, quelli che stanno male quando il Napoli perde e quelli che scendono in piazza quando il Napoli vince.
non erano 83 milioni di tifosi nel mondo scesi in piazza quando abbiamo vinto, eravamo un centinaio, un migliaio qua a New York, non 83 milioni. Quindi certe attenzioni per far crescere poi così è difficile, se fai tutto da solo è difficilissimo, e mi sento anche in difficoltà e in difetto quando sono troppo severo, troppo attento a certe cose, dico ma come fa tutto cosa e lo capisco benissimo, però sono anche sereno, perché se poi vedo che non si può competere lo so il perché, e quindi mi spiego delle cose e non impazzisco quando vedo che Twitter viene utilizzato in quel modo, quando vedo che Lobotka diventa sloveno e non slovacco, quando vedo che si utilizza il Twitter del Napoli per fare le pubblicità ai film, il premio della rendita. Li conosco. Allora, quanti youtuber esteri indossano la maglia del Napoli, visto che si parla da un anno a questa parte del Napoli? Non lo so, onestamente non lo so. Il Napoli ha fatto storia, tutti hanno parlato del Napoli di Spalletti, tutti quelli che si interessano di tattica. Era una cosa, è stato un anno magico dove ci davano in finale di Champions, tutti ci davano in finale di Champions e bisognava premere lì. Però speriamo di farlo, di avere altre opportunità. Io l'ho spiegato bene, quest'anno è un anno cruciale per l'America. Se veramente ti interessa il mercato americano, questo è l'anno in cui devi premere e devi mettere. C'è la maglia di Messi, c'è Messi in America che sta rivoluzionando il calcio americano. Tutti si stanno interessando al calcio, anche quelli che non sono appassionati. Dove c'è la maglia di Messi, accanto alla maglia di Messi ci deve essere la maglia di Kvara, ci deve essere la maglia di Osimhen, ci deve essere, anche perché la maglia di Messi onestamente è bruttissima. Rosa, nera con rosa, non mi piace, ma quelli sono gusti personali, tutti se la stanno facendo piacere perché poi è il periodo anche di Barbie e quindi tutti si mettono la maglia rosa di Messi, ma con la maglia, con lo scudetto, con la cosa, sarebbe stata l'apoteosi. E non... Ok, ritorniamo a parlare di calcio. Questa è stata una lunga parentesi e vi chiedo scusa. Raspa meglio da prima punta, anche se si è divorato 3 gol. Esatto, torniamo a parlare di calcio. Raspadori alto su assist di Lorenzo, Frattesi gol, Zaccagni in pressing. Raspadori alto su colpo di testa di Frattesi, ricordate quella torre che ha fatto. Frattesi gol, il tiro di Zaniolo che rimpalla su Frattesi, non era in fuorigioco, 2-0. Parata di Donnarumma su un tiro centrale, qua un po' di sbandamenti dell'Italia. Raspadori parato, controllo col sinistro, si gira col destro anche in maniera abbastanza veloce, parato. Gol dell'Ucraina, 2-1. La parata di Donnarumma la fa, dopodiché Di Marco fa la pellicchia e va bene. Zaccagni alto, Raspadori in disturbo. Avete visto quella situazione là? Perché spesso si sono trovati Raspadori troppo vicino a Frattesi, Raspadori troppo vicini a Zaccagni, Raspadori che era venuto incontro, era un cross di Zaniolo. Sono questi automatismi che ovviamente se non giochi i like, se non giochi sempre con questi compagni e se non sai bene, senza nemmeno saperlo, tu sai dove si mette Kvara, sai dove sta Osimhen, Politano, Di Lorenzo. Questi qua ovviamente sono freschi compagni e con cose nuove chieste da Spalletti si sono un po' pestati i piedi in alcune situazioni. Dopodiché entra Gnonto per Zaccagni, entra Biraghi per Di Marco, entra Raspadori, no dopo Raspadori parato, altro cross di Zaniolo, Scalvini di testa alto, anche lì occasione su corner, tiro di Zanioli parato da fuori, Locatelli traversa, ce la siamo dimenticati, attraverso Locatelli, poi entra Retegui, eccetera, eccetera. Di conseguenza sono d'accordo, sì, meglio da prima punta, abbiamo dichiarato su questo canale che Raspadori è Lautaro Martinez, però ovviamente se non gioca con continuità quei numeri di Lautaro non li potremo mai vedere. Ragazzi, si può capire Raspadori dove lo vuole mettere, lo capiremo sicuramente. Alessio, non possiamo dare un giudizio definitivo per questa partita che viene col Genoa perché venendo dalle nazionali non sappiamo
Garcia ci può sempre dire volevo mettere Elmas ma è tornato affaticato, volevo mettere Lindstrom ma l'ho visto fuori fase per il fuso orario. In questo caso ci dobbiamo fidare di Garcia, ma non possiamo già tirare le somme. Non possiamo dire se Elmas non gioca, non possiamo dire Garcia non lo vede. Possiamo avere un sospetto che Garcia non lo vede. Ma c'è ancora questa la scia delle nazionali che potrebbe essere una ragione, non una scusa, ma anche una ragione. Tu devi fare il meglio. Non pensiamo che Garcia voglia far perdere o pareggiare il Napoli, non pensiamo almeno questo. Lui vuole fare il meglio e vuole vincere tutte le partite, vuole mettersi sopra Spalletti, questa è la sua volontà, sotto questo punto di vista non c'è dubbio. Sarà capace di farlo? Questo è un altro paio di maniche. Allora, l'hanno trovato chi? Ecco, questo mi interessava perché l'avevo anche, scusate se ripeto sempre lo stesso messaggio, cerco di condividere la scomparsa di YouTube, caso proprio a New York scomparso da 3 giorni. Io ho girato la cosa sul mio Instagram e mi è arrivata anche, perché sta girando alla grande, mi è arrivata anche su WhatsApp e mi hanno confermato anche a me che è stato trovato. Quindi non so i dettagli, ma l'importante insomma è che è tutto bene quel che finisce bene. Poi i dettagli non mi interessano nemmeno. L'importante è che c'è stato come si dice, uno sforzo collettivo, come mi è arrivato da un amico bellino. Io subito l'ho girata la cosa e mi è arrivata di conseguenza, quindi bravi tutti quelli che lo hanno condiviso, sarà stato sicuramente di aiuto. Secondo me a questi fatti Garcia sta pensando di passare al 4-2-3-1 per mettere Raspa sotto punta e avrebbe tanto senso, quindi speriamo che De Laurentiis non si sia impuntato. Ve le ricordate le dichiarazioni? Questo Napoli deve giocare 4-3-3, l'allenatore deve fare il 4-3-3, ve le ricordate benissimo. Poi non lo abbiamo sentito più De Laurentiis, quindi possiamo anche immaginare, voglio immaginare che ci sia stato, che ci sono i confronti quotidiani con l'allenatore e magari Garcia gli ha spiegato: senti presidente, senta, io voglio utilizzare il 4-3 come impianto di base, però probabilmente, anche considerando quando ci sarà la Coppa d'Africa, che se ne va un centrocampista, se ne va chissà, e se ne va Osimhen, forse questa squadra potrebbe performare meglio, e anche per utilizzare, per valorizzare Raspadori, potrebbe performare meglio con il 4-2-3-1. È una cosa che, e magari De Laurentiis ha detto: sì, tu sei il mister, mi hai convinto, oppure lascio fare a te perché sicuramente ne capisci più di me. Questa potrebbe essere una conversazione immaginaria o reale che mi sto immaginando, e quindi non dobbiamo essere legati troppo al sistema di gioco con i numeretti, dobbiamo trovare un posto per Raspadori. Con il 4-2-3-1 in questo momento verrebbe meno Zielinski, anche se Garcia in alcune fasi delle amichevoli, però, e qua ritorniamo al discorso delle amichevoli, io non dico che voglio fare le tournée che ti portano nuovi tifosi e ti portano il brand all'estero, capisco che la tournée non ti metta minuti nelle gambe per arrivare già in forma per il campionato, però fare delle amichevoli un po' più performanti permettono agli esperimenti di avere senso, perché se tu fai un esperimento con Colisacco in campo può funzionare, ma stai giocando contro la Pollon e non hai un impatto rispetto a giocare contro una squadra più forte, una squadra che ti mette in difficoltà. Quindi sulle amichevoli, anche lì secondo me si poteva fare qualcosa di più tosto, in modo tale da rendersi conto subito di quelle cose che possono funzionare o meno. Quindi Garcia ogni tanto Zielinski ce l'ha fatto vedere anche nei due di centrocampo, ma contro avversari più scarsi è facile ipotizzarlo. Contro avversari più performati in Serie A o in Champions, immagino che i due di centrocampo possano essere Lobotka e Anghissà, possono essere Anghissà Cajuste, possono essere questi qua. Ci puoi adattare Elmas, ci puoi adattare Zielinski senza dubbio, però se ti metti a due, questi sono. Ci puoi mettere Ostigard, che è l'idea di Garcia, ma questi sono. Quindi verresti a perdere poi Zielinski, che ha cominciato molto bene in questo campionato, per trovare spazio per Raspadori, che secondo me può far bene, però al posto di Zielinski io ci penserei un attimo. Eccolo qua, Garcia out subito. Ma perché così che si fa il racconto calcistico? Non c'è motivo, non c'è modo. Quale rigore, amico mio? Quella scivolata
quella scivolata, Alessio, ma secondo me c'era, non ho visto bene il replay con l'impatto col pallone, secondo me ci poteva stare quello là. Qualche anno fa vedemmo 5-0 se non sbaglio contro il Liverpool in amichevole e non mi sembra sia andata male poi in Champions. Vincemmo anche con il Bayern, ti ricordi Emanuele? Vincemmo con il Bayern di Monaco, se non sbaglio segnò Zedat, segnò Maciac, chi segnò? Segnò uno di questi giocatori che poi non facevano parte poi della rosa a tutti gli effetti. E perdere 5-0, vincere contro il Bayern di Monaco non ti cambiano la stagione, però affrontare certe squadre un pochino più blasonate ti dà quell'abitudine, non hai l'impatto. Il contropiede fatto dalla Pollon, ci metto una pezza, non c'è problema. Il contropiede fatto dalla Lazio, difficile recuperarlo. Non lo so, sono scelte. Dici, ma quello abbiamo fatto la preparazione meglio, siamo arrivati che già vogliamo. Non mi è sembrato il Napoli avere questo vantaggio, perché nel secondo tempo un po' in affanno siamo andati. Che sia un problema fisico, che sia un problema mentale, che sia un problema tattico, lo scopriremo solo performando, solo vivendo. Fuori aria, faccia incredula di Nagelsmann, esatto, nell'Audi Cup. Non credo che si possa deprimere Lobotka, la fonte del gioco non parte sempre da lui, anche questa cosa qua non vorrei che si esagerasse, ragazzi, perché comunque Lobotka tocca un sacco di palloni e si sta anche abbassando in mezzo ai due centrali. La costruzione del Napoli comunque parte dal basso, poi ogni tanto si è esagerato un pochino nel lancio per Osimhen, si è provato a scavalcare il centrocampo, la famosa pallata, ma se la chiamiamo pallata vuol dire che la pallata la proponeva anche Spalletti. Questa cosa mi interessa moltissimo, anche Spalletti, e lo abbiamo detto, anzi delle volte abbiamo rimproverato Spalletti, abbiamo rimproverato il Napoli perché ha detto non dobbiamo passare per forza per Lobotka, perché se poi ci bloccano la fonte di gioco di Lobotka, come la Lazio l'anno scorso che fece il catenaccione con la gabbia intorno al Lobo, il Napoli deve avere altre soluzioni. Allora se si muovono i centrocampisti in avanti e tu fai il lancio per Osimhen che crea scompiglio, fai il 4-3, è sempre un 4-3, ma lo fai alla Liverpool con la riaggressione e può essere performante altrettanto. Allora abbiamo proprio detto a Spalletti qualche volta, qualche pallata a Rachmani, a Kim, perché non l'abbiamo fatta qualche pallata di più ad Osimhen, che c'hai Osimhen in quello stato di forma? Adesso stiamo provando qualche pallata di troppo e stiamo dicendo la Lobotka non gioca più a pallone. Calma, mannaggia. Noi perché dobbiamo trovare una soluzione a tutti i mali e non ci vogliamo rendere conto che le partite si perdono anche le partite e non sempre c'è una soluzione. Non sempre c'è una soluzione, alle volte le partite si perdono e basta. E tu cerchi la soluzione, sicuramente devi lavorare, devi analizzare per migliorare quello che l'abbiamo fatto, no? Con gli screenshot abbiamo visto quanto a distanza c'era tra Luis Alberto e Anghissà e Rachmani, che non si sono trovati con Di Lorenzo, chi è andato a stringere su Immobile, chi ha seguito Zaccagni, chi stava arrivando così, Anghissà si ferma, c'era troppa distanza tra... Capita, devi non farlo capitare più. Anche l'anno scorso il Napoli non aveva imparato dagli errori, ricordate quanto fatto con il Milan dove abbiamo lasciato praterie al Milan, stessa cosa l'abbiamo fatto in Champions, non abbiamo imparato dagli errori. Perdonate quando bevo le bollicine, ma Ciaccio diventò un mostro in quella amichevole. E poi domanda un po' personale: quanto è valso per te lo scudetto fuori da Napoli? Una rivalsa per tutti i pregiudizi? No, perché il calcio qua non è importante come lo è in Italia, quindi non ero io come un pazzo a suonare con lo scudetto, con la bandiera, eccetera eccetera, ma il calcio qua non c'è. Il pregiudizio sull'italiano qua a New York è diverso, il pregiudizio sull'italiano è sul cibo, sono spesso pregiudizi anche positivi, sono sfottoso sul modo con cui parliamo, perché tutti gli italoamericani hanno un accento del sud e quindi hanno un accento particolare. Domenico Angarano è dei nostri, benvenuto Domenico. Vedi?
Però quelli che si interessano del calcio ovviamente sono rimasti sorpresi, abbagliati, meravigliati e anche felici di farci i complimenti che meritavamo l'anno scorso. Quelli che seguono il calcio, gli altri in generale, poca roba. Per il fatto che non è stato preso vice Lobotka, penso che passerà al 4-2-3-1, anche perché abbiamo un'abbondanza di sottopunte e trequartisti. I tifosi devono dimenticarsi in fretta di Spalletti, c'è la paura che il giocattolo si rompa, ma il nuovo allenatore un po' deve farlo e convincere con le sue idee. Non si vince solo con Spalletti, e mi sembra logica. Cosa ne penso di Bellingham? E che cosa ne devo pensare di Bellingham? È fortissimo. L'impatto alle volte con il grande club ti può anche confondere un po', sai. questi sono i famosi predestinati. Non ci fai niente, non c'è un'età giusta, non c'è una posizione giusta, non c'è una squadra giusta, un ambiente giusto dove si esalta. Questi fanno la differenza, punto e basta. E lo stiamo vedendo anche in un Real che mi dicono, io non sto guardando tante partite del Real, ma è un Real che gioca senza prime punte vere, con Vinicius Junior e Rodrigo, quindi Bellingham alle spalle. Ancelotti non ha un sistema di gioco definito che di volta in volta deve applicare ai giocatori. Ancelotti si guarda intorno, dice: c'ho questa squadra, posso inventarmi questa cosa qua. È un allenatore credibile, è un allenatore che ha vinto, i campioni lo seguono senza problemi, si adattano un po' tutti, si adatta lui ai giocatori che ha e si sta pure inventando qualcosa, che poi non è che solamente il maestro Sarri si inventa Mertens, che poi, se lo ricordiamo bene, aveva provato prima Gabbiadini e poi in ultima istanza era stato costretto a utilizzare Mertens come ultima chance, e Mertens fece quello che doveva fare e ho trovato Mertens su eFootball e quindi posso mettere Mertens con il numero 10 perché porta il numero 10 dal Galatasaray. Posso giocare con Mertens su eFootball, lo posso mettere dietro a Osimhen con Kvara e mi diverto tantissimo. Il presidente dello Scudo l'ha vinto, il suo obiettivo reale è il quarto posto dimostrato dal mercato e dai 15 anni consecutivi in Europa, che è tanta roba. Commento preciso, secondo me. Il Real è stato rimasto solo con Joselu prima punta, quindi stanno adattando un po' gli altri, ma rimangono fortissimi. Di che parliamo? Che come marcheranno loro Osimhen e Kvara con l'anima di San José? Ma non lo so di che state parlando tra di voi. Vai Angela, vai a dormire, ti tratti. Lo so che tu sei la fedelissima, che se io posto qualcosa ci devi essere, ma vai tranquillamente a riposare e te la puoi recuperare poi dopo, non c'è problema. Già iniziato a meno male le milanesi, che Giroud è infortunato, vedi di darti da fare pure tu, non c'è dubbio, amica mia. Io il video del Fantacalcio l'ho postato e c'era solo un dubbio, perché stiamo nel mercato degli scambi in questo momento. La formazione è fatta e io mi sono permesso di avere 5 giocatori del Milan, perché il Milan è una squadra importante che va affossata e quindi abbiamo i 3 portieri, quindi aspettatevi uno sportiello titolare a un certo punto, perché Magnano potrebbe avere dei problemi fisici. Ho preso poi gli altri 2 sono Pulisic e dov'è l'altro? E ciao. E ciao. Quindi così. Poi c'è stato pure il momento in cui c'è stata un'offerta per Pulisic, non ero quasi tentato di accettarla perché mi poteva portare poi Nico Gonzalez, però là a quel punto cambio un centrocampista per un attaccante e fanno lo stesso ruolo, quindi ero in dubbio sotto questo punto di vista. L'avrei fatto poi dopo se avessi potuto aumentare la capacità in difesa, e stavo per prendere un Theo Hernandez rinunciando a Chiesa, però poi non se n'è fatta niente perché la società
detentrice del cartellino di Teo Hernandez ha deciso di toglierlo dal mercato, e quindi mi sa che si resta così, quindi con i 5 giocatori del Milan, con 4 giocatori dell'Inter, Barella, Frattesi, Quadrado, Pavard e sono questi 4, e 3 giocatori della Juve, Chiesa, Kostic e Cambiaso. Kostic non lo so quando giocherà, ma Cambiaso e Kostic con lo switch ci siamo, anche se uno è centrocampista e uno è difensore, quindi lo switch potrebbe non funzionare. 2 del Napoli, quelli sicuri, sono Rachmani e Kvara, speriamo di non fargli del male, perché altrimenti è tutta colpa mia. 3 giocatori della Roma, giustamente potrebbe essere una... ma perché sono state delle offerte irrinunciabili. Mancini a 1 lo devi prendere, El Shaarawy a 1 ti completa un pochino la cosa e non ti cambia niente. Pellegrini a 1 è quello che batte tutti i calci piazzati, il capitano, vabbè. 1 della Lazio, Kamada, 1 del Bologna, Zirkzee, che secondo me potrebbe fare un grande risultato, 1 del Monza, Pessina, per rispetto anche di Palladino, del Verona, Doig, del Cagliari, Luvumbo, che mi sembra un ottimo prospetto, e poi Scamacca deve esplodere. Poi l'Atalanta non deve vincere le partite, ma Scamacca deve poter esplodere. In ospedale? Ma ci sono più notizie, perché voglio capire, magari lo vado a trovare, gli facciamo piacere, perché non so se, ma immagino che i genitori saranno volati qui a trovarlo. Fatemi sapere. I fischi a Donnarumma oggi sono stati veramente fastidiosi, nonostante io pensi che Vicario debba essere titolare, il ragazzo non merita tutto questo odio. Ma Alberto, non riguarda le prestazioni di Donnarumma, riguarda sempre il fatto che sono i milanisti che non hanno accettato che lui abbia poi lasciato per andare al PSG. Non credo che riguardi la prestazione. Io capisco quello che tu dici, Vicario probabilmente è un portiere che fa i miracoli, ti dà più affidamento, bisogna vederlo nella grande squadra. Adesso farà la sua esperienza al Tottenham, però chiaro, il ragazzo non merita tutto questo tecnicamente, però Donnarumma fa qualche errore di troppo e vive di rendita molto spesso, perché ha cominciato così giovane, era già fortissimo, e allora questo è il portiere del futuro. Si fanno sempre i soliti paragoni, il nuovo Buffon, il nuovo Zoff, fanno sempre i soliti paragoni, e invece scopriamo che è il Donnarumma, cioè capace di grandi prestazioni, di grande personalità sicuramente, capace di grandi prestazioni, di papere, e farà la sua carriera, che non debba essere per forza assimilata a quella di Buffon, e a quella di Thiago Silva, a quella di Thiago Motta, e a quella di Thiago Alcantara. Vale, Zaniolo, Biraghi, Orsolini, Locatelli, Cristante, ma giocherebbero una nazionale decente? La conosciamo l'idea di Spalletti, priorità alla fisicità. La SSC che va rubata ha emanato un comunicato stampa, e lo so, l'abbiamo letto, abbiamo dichiarato in diretta e non se n'è fatto niente, vabbè. Ma io ripeto, non sono preoccupato, perché la squadra l'ho fatta con cognizione di causa, eravamo io e Meluso a fare la campagna acquisti, quindi anche senza scambi mi sento in grado di fare una stagione da vertice. Dichiariamo gli obiettivi societari, una stagione da vertice, sperando di non far infortunare nessuno del Napoli e tutti gli altri che vadano in difficoltà. Una bella stagione da vertice, e se qualcuno viene meno, ovvero il detentore del titolo, che è Marco Tarantino, che voleva il mio Pulisic, ecco perché dico, quello che ha esperienza vuole un mio pupillo, devo cercare di tenerlo, quindi va bene così, perché se avessi ceduto Pulisic avrei guardato Pulisic con quella cosa, lui sta segnata una volta, io non ce l'ho, e magari Nico Gonzalez si fa male e rimanevo appeso con Nico Gonzalez. Va bene così. Ottima rosa del Fanta, mi piacciono tutti, spero che Kvara si ripeta, perché io l'ho preso, ma soprattutto per il Napoli. Esatto, amico. Questa è la novità grandissima, Andrea, che io di solito ho sempre evitato i giocatori del Napoli proprio per questo, per non avere quel doppio
quella doppia cosa, dai buono per me, se il Napoli va male anche al fantacalcio, invece se il Napoli va male almeno al fantacalcio stravincevo, e quindi c'era quella doppia cosa. In questo momento deve andare bene per noi che lo abbiamo a fantacalcio, per noi tifosi del Napoli e anche per se stesso, perché lo sentiremo fare, lo vedremo fare così, perché non credete che lui non stia leggendo, legge tutto. Giuseppe, non trovi che Raspadori sia sopravvalutato? Fa benino tutto ma benissimo niente, sta raccogliendo più di quanto abbia realmente seminato. Non so quanto stia raccogliendo, Giuseppe. Raspadori è un altro che va visto con un po' di continuità. Queste sono frasi che ho sentito spesso per Elmas. Non credi che Elmas sia un po' sopravvalutato? Cambiamo Raspadori con Elmas. Non trovi che Elmas sia un po' sopravvalutato? Fa benino tutto, ma benissimo niente. Sta raccogliendo più di quanto abbiamo. Si può aggiungere Elmas al posto di Raspadori per una frase del genere. È proprio perché è uno di quelli comunque generosi che si mette a disposizione, che pur di giocare e avere una chance lo metti anche sulla fascia, ma in realtà non è la sua zona preferita. Secondo me, se gli dai la continuità da prima punta, secondo me Raspadori può esplodere e può diventare una punta tipica come lo era Agüero, come lo era Mertens, come lo era... Ho detto che è forte come Agüero e come Mertens, ma come caratteristiche, come Lautaro, come caratteristiche, secondo me può fare quel tipo di lavoro là. È tosto fisicamente, non è enorme, ma è tosto fisicamente, ha grande disponibilità, soprattutto è una persona intelligente, si sente da come parla, quindi secondo me lui avrà una buona carriera. È già pronto per esplodere? Non lo so. Lo voglio titolare nel Napoli? Assolutamente no, perché c'è Osimhen e finché c'è Osimhen deve giocare, e serve Kvara a fianco a lui, e se è Politano dall'altra parte. Politano non ti convince così? Benissimo. Elmas non lo vede, Garcia così? Benissimo. Adattiamo Lindstrom, e Lindstrom deve essere il nostro... perché col destro può fare il lavoro di Lozano con un dribbling di più, e poi deve imparare a fare i cross, perché i cross non sono la sua specialità. Ci può dare qualche gol in più? Speriamo bene. Questa è poi la situazione dell'attacco del Napoli, ragazzi. Poi io devo mettere in priorità il bene del Napoli e non dei giocatori singoli. Assolutamente. Elmas è un fenomeno perché l'hai preso tu a fantacalcio. No, Elmas c'ho il debole, e quindi siamo due cretini che riteniamo che Elmas sia fortissimo. Mi fa piacere che non ci siano più, tutti quelli in chat che dicevano Elmas non serve a niente, Serie C, Serie B, può far bene in una squadra piccola di un campionato tedesco. Elmas è proprio forte. E io ero arrivato a dirvelo. Elmas è forte e basta. Forse è con Zielinski che ho il debole, e Zielinski me lo coccolerò per il modo in cui gioca a pallone, e magari non sempre per le prestazioni che fa. Lui me lo coccolo perché ci sono pochi giocatori che toccano il pallone così. Allora forse per Zielinski ho il debole, e non ho dovuto difendere Zielinski più perché Zielinski ha fatto un inizio campionato a dimostrare proprio, sono tornato e vi dimostrerò altro che incostante, vi dimostrerò cosa significa giocare a calcio. Bene, nel pieno della maturità, perché poi Zielinski 29 anni, ne fa 30, nel pieno della maturità, non è a fine carriera, può essere a fine ciclo con il Napoli, questo sì. Quindi Zielinski non l'ho dovuto difendere adesso, e vediamo le prossime partite. Elmas non lo devo difendere più perché non gioca e fa cose mirabilanti nella sua nazionale, anche in faccia a Spalletti. Di conseguenza, questo è quanto. Di Lorenzo stasera mostruoso col Genoa. Meret, Zanoli, Jaimis Zanoli, e già stai proprio sognando. Rachmani, Ostigard, Rui, Anghissà, Lobotka, Zielinski, Elmas, Kvara, Osimhen. Zanoli titolare, te lo puoi scordare, amico mio. Ma quello di Lorenzo che ha giocato tutte le partite della nazionale, arriva a faticare, giocherà titolare con il Genoa senza alcun dubbio. Se poi Garcia ci vuole far vedere qualcosa di nuovo, benissimo, saremo curiosissimi. Zanoli a me non dispiace affatto. Il Napoli pareggia col Genoa e non hai fatto giocare il capitano, se ne cade il palazzo.
Perché poi vogliamo vedere Nathan in azione? Benissimo. Immaginiamo che succede quello che è successo con la Lazio con Nathan in campo. Allora può essere pure che Garcia lo sta proteggendo e vede che la squadra ancora non ha gli automatismi bene oleati, vede che la squadra ancora non si muove in tutt'uno e sa, Garcia probabilmente sa che qualcosa la concediamo. Ti giochi la carta Nathan e tu sai che Nathan non ti cambia la squadra, però si può inserire in questa squadra a livello di Juan Jesus. Però se ti giochi la carta Nathan e perdi, perché come hai potuto perdere con la Lazio, il tifoso automaticamente, oi Nathan, con Kim non avremmo perso, dimenticandosi che poi Kim con la Lazio quando perdemmo pure c'era Kim, e dimenticandosi che non è stato il problema Juan Jesus con la Lazio. Però si sa che i tifosi sono così e si sa, io veramente non me la prendo nemmeno più con i tifosi, perché il tifoso ha tutto il diritto di vedere tutta un'altra partita o di lasciarsi influenzare da una sua sensazione, dal fatto che a me Juan Jesus non mi piace, lo vedo lento, di conseguenza tutto intorno a sé è lento e quindi abbiamo perso per qui. I tifosi hanno tutto il diritto di farlo. Poi sta ai giornalisti, se hanno a cuore la verità e il bene del Napoli, ad essere precisi. E quando si parla di precisione si deve dire che non è vero che Gattuso non faceva giocare Lozano e Spalletti lo ha rimesso al centro del progetto. Non è vero, perché i numeri dicono che Gattuso gli ha fatto giocare 2000 minuti e Spalletti 1700 minuti. Di conseguenza, chi l'ha messo al centro del progetto Lozano? Lo mise Gattuso il secondo anno. Primo anno no, mezzo anno no. Secondo anno, titolare inamovibile, Lozano fece la migliore stagione col Napoli. Poi lui stesso dice è stato difficile con Gattuso. Certo che è stato difficile con Gattuso, che Gattuso ti ha urlato in testa per mezza stagione quando tu tiravi e cadevi, ce lo ricordiamo benissimo. Lozano tirava e cadeva e inciampava subito dopo. Ci ha lavorato Gattuso psicologicamente, fisicamente, tatticamente, non lo so. Gattuso poi è scarso, Gattuso out. Però il secondo anno, migliore stagione di Lozano, Ciuchi è inamovibile. E ricordo che la pacca sul culo che Gattuso dava a Politano quando ogni tanto Politano lo faceva, perché si dispiaceva Gattuso, ma intanto gli faceva più comodo Lozano perché era il distributore di cartellini gialli. Allora il giornalista deve avere un po' di memoria, se la vuole avere, se ha intenzione di avere. Se invece tu c'hai, come giornalista, hai la tua agenda, e per agenda, quelli che parlano inglese, non intendo l'agenda questa, ma agenda, cioè le tue, come si dice in italiano? Come si dice in italiano agenda? Qualcuno mi avrà capito. Sì, Massimo. Vediamo se qualcuno ha capito il fatto dell'agenda. Esatto. È un programma in testa, diciamo, è un tuo obiettivo più o meno velato. No, no taccuino, no contatti, no, ragazzi, no, non l'agenda. Ho detto non l'agenda questa qua. Agenda è un tuo... No, diario. Stai dicendo? No, Valentina mi ha capito, è intenzioni, sono intenzioni alle volte anche un po', sai, non con un'accezione proprio positiva. È come quando, sai, i politici salgono in politica perché hanno la loro agenda, cioè hanno un programma a tutti gli effetti magari di uscire dalle situazioni un poco pulite, economiche, allora quando sono in carica non possono essere processati, per esempio, quella è la loro agenda. In inglese si dice così, no? L'agenda. Obiettivi per nominare l'ambiente di una squadra, piani, l'agenda per bene, esattamente. Che agenda hai di Spider-Man? Ragazzi, ci siamo. 2 ore piacevoli con voi. L'Italia migliora, secondo me. Vedere Spalletti vincere mi fa piacere. Secret agenda, esatto, secret agenda, le intenzioni un po' losche, esattamente. Si dice pure in italiano agenda, Jacopo, in questo senso però, con questo senso qua, cioè come intenzioni un po' losche, mai agenda. Non credo, sai?
Però può essere che l'Italia, e io non l'ho mai usato quando ero in Italia, però. Iscrivetevi al canale, lasciate un like finale e ci vediamo presto con altri contenuti, perché devo fare il video sulle maglie e devo spiegare delle cose, perché i tifosi insultano un, un rivenditore ufficiale autorizzato e questo non va bene e devo spiegare bene questa cosa. Vi abbraccio, vi bacio, la sigla sta là, Raspadori, abbiamo detto tutto, no? Che Raspadori, la maglia abbiamo parlato, Kvara ne abbiamo parlato esaustivamente, Raspadori e Lautaro Martinez abbiamo deciso. Nathan sta imparando italiano, ma la scusa dell'italiano, Kim non parlava italiano, Osimhen ancora non parla italiano, Kvara non parla italiano, subito titolare inamovibile, Politano non parla italiano, di conseguenza Elmas ne abbiamo parlato, Holland che è salito in cielo e continua a segnare così, e Pogba l'abbiamo detto. Ci siamo. Meluso Secret Agenda, e con questo messaggio vi abbraccio e vi bacio con la sigla finale, che tra l'altro se voi state tuned io la devo aggiornare, la posterò, sto tutto spostato di qua, non si vede bene, vabbè. La devo aggiornare perché adesso ci sono le nuove magliette su eFootball, quindi devo aggiornare tutto. Godetevi per l'ultima volta questa sigla qua, vi abbraccio forte. Andrà bene, chissà quanti like, chissà se lasciano i like alla fine, eppure potrebbe